era pronto a partire, lo stanno dicendo, sono passati 20 anni. Pronto, è fatto, il progetto è lì, pronto? Certo. È stato il primo mattone. Buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E andiamo. Qui con me Stefano Rapone. Ormai il fatto che le tue felpe facciano pandan con le tue scarpe quasi non fa più notizia, sei un ragazzo alla moda. Ma d'amore, ormai è da sempre. Sì, avendo... Sì, è giusto. Ciao. Sei sempre meraviglioso. Sì, grazie. Come stai? Bene, non c'è male, tu? Bene, dici? abbastanza bene. Un po' stanco, contento, c'è il Birra del Borgo che ringraziamo. Ah, bella. Anche da vedere, bella. Bella anche da vedere. Chi ci sente su Spotify non sa cosa si perde a non guardare questa a bellissima posare lo sguardo birra su questa del bella birra. Borgo. Vabbè, che stai a fa? Niente, abbiamo passato Natale, Capodanno, siamo al 21 gennaio, è vero, quindi sta puntata è passato esce, tutto, è stato un bel Capodanno. Esce il 21 gennaio questa? Sì. Sant'Agnese. 21 gennaio è Sant'Agnese. Che ne sai, scusa? Perché mi hanno regalato a Natale il libro sui santi e messo a chiudere. Sant'Agnese Mezzana Grande. Perché? A parte Agnese è il nome della mia maestra di italiano alle elementari. Comunque. Ancora, la butto là. Ancora viva? Temo di no. Beh, ora che l'ho detto è un po' triste, però salutiamo gli eredi. Sospetto che la maestra Agnese non sia più tra noi. Vabbè, capita a tutti. Sì. Però Sant'Agnese è figa. Perché? Perché comunque era tipo sta tizia romana, una ragazza, era una ragazzetta romana tipo il 300. E tipo un prefetto si innamora di lei. 300 nel senso era dei 300 spartani. Era uno dei 300 spartani, era una ragazza romana che è andata a combattere alle Termopili e poi è tornata. Certo. Sì. No, è tipo un prefetto di Roma si è innamorato di lei e le ha detto no, don't funk with my heart, perché ha detto io ho fatto un voto di castità per Gesù e tu chi cazzo sei, giustamente. E quindi bella storia, forte, di empowering. Poi a un certo punto condannata per magia l'hanno messa a rogo, però vabbè, quello che c'entra. Quindi è una storia tristissima. È una storia triste, però sì, vabbè, dici il rogo, mo ai giorni nostri manco si potrebbe più fare. C'hai ragione. Certo. Questo politicamente corretto non si può più ci ha tolto fare, tutto, certo. Ci ha tolto pure la possibilità di mettere le persone. Però in realtà magari il giorno che vedi una che sembra che ha fatto una stregoneria, magari sei il primo a fare il fuoco, non lo puoi sapere. Può essere. Però attenzione, Sant'Agnese mi stavo distraendo, perché la condannano al rogo e lei sta sul rogo, però il fuoco, cioè grazie alla sua fede, il fuoco non la lambisce, si aprono le fiamme, capito? E i suoi capelli si allungano e coprono le parti intime del suo corpo nudo, così da proteggerla dagli sguardi delle persone. È un bel miracolo. Ma in che senso? Come è possibile questa cosa? Non è scientificamente possibile. No, infatti è una cosa di fede, è un miracolo. Cioè lei stava sul rogo e la sua fede la protegge dalle fiamme e i suoi capelli la proteggono dagli sguardi delle persone che si sarebbero posati sulle parti nude del suo corpo, andandola un po' a infettare. Aspetta, fammi un esempio per cui anche un razionalista come me possa capire questa cosa. Fammi pensare un attimo. Allora, fai finta che Sant'Agnese sia il web. Ok. Ecco. E in questo caso le fiamme del rogo e gli sguardi delle persone si vanno a posare sul suo corpo nudo, è come se fossero dei virus che la danneggiano, la infettano. Invece la fede e soprattutto i suoi capelli è come se fossero dei software che la proteggono da questi virus, capito? E le permettono di continuare a essere Sant'Agnese senza paura di essere infettata da questi virus, come ho appena detto. È un po' più chiaro, però mi faresti un esempio chiarissimo che anche io, insomma, che sono un illuminista al 100% posso capire? Guarda, è come se i capelli di Sant'Agnese fossero NordVPN. Potevi dirlo subito. Così è più chiaro. Certo. Che poi, tra l'altro, Sant'Agnese conosceva NordVPN perché lei, sai qual era il suo miracolo? Lei poteva vedere le puntate di Tintoria. Sì, tutte? Solo Tintoria. Io posso vedere nel futuro solo le puntate di Tintoria. Molto specifico come potere. Dai. Però poi ce ne sono pure di peggiori. E lei c'aveva questo. E si è vista un sacco di volte la puntata con De Sica,
perché cioè, comunque sia la sofferenza, si identificava nella sofferenza di Massimo Boldi nei cinepanettoni. Vabbè, una cosa. Vabbè, certo. E quindi giustamente si è visto la puntata e ha visto che in descrizione c'era il link nordvpn.com/tintoria, ha detto ma con questo link c'è uno sconto che ha del miracoloso. Sì. Vedi. No, guarda, io ora che me lo dicevi ho fatto delle ricerche, no? Per vedere se era vero quello che dicevi tu. Sai di cosa è la patrona? No. Sant'Agnese. No, perché quella parte dei libri non ci sono arrivato. Patrona di vergini. Vabbè. Fidanzate. Bene. Medici tricologi. Boh. Soggetti affetti da calvizie. Allora è mia alleata e mia nemica. È vero. Giardinieri. Forse perché in qualche modo pettinano. Bravo. I capelli del pianeta. Esatto. E soprattutto di gente che dice basta un click. Molto bene. Quindi... Le mie persone preferite. Ma non è certo grazie alla persecuzione dei cristiani attuata da Diocleziano nel 300 se siamo arrivati a fare tutte queste puntate. Certo, non è neanche grazie ai capelli o all'assenza di essi. No. O forse sì. O forse proprio grazie ai capelli e all'assenza di essi, ma soprattutto deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi vi presento l'ospite di questa puntata, signore e signori, solo per voi Fabio De Luigi. Buonasera a tutti, Ciao. a tutte. Eccoci. Buonasera, grazie mille. A livello altissimo, Sì. venendo da fuori, dico. Certo. Io pensavo fosse una cosa più... E invece Invece hai visto proprio sì. teatro. Teatro, santi, cose. Certo, Sì, c'è tutto. Sì. Stefano, mi sa che si era anche preparato una domanda per dire il livello Sì, alto. Esatto. Come stai? Bene, benino, un'ernia, ho portato un'ernia già operata, saperlo la tenevo, ma come pensierino forse era carino arrivare con un'ernia da operare, però l'ho operata perché un anno fa non potevo sapere, però ho una protusione qua. Che comunque la gradiamo, è un bel pensiero. Quindi l'hanno rimessa pensato dentro. Sì, hanno detto protusione, ho fatto... per il resto bene, leggero mal di testa... Ma questo però standard, un mal di testa quasi obbligatorio. E il quadro clinico direi che sullo stare sto bene, tolto questo bene, il resto bene. Una pasticchina per il mal di testa? No, abbiamo già avuto modo fatto. prima Fatto, ok. Scambiarci dei principi attivi. Certo. È un po' una cosa che si fa, Certo, tra noi si fa. Stefano, per dire il livello proprio altissimo, mi sa si era preparato anche un'altra domanda perché è calzante lui. Esatto. Sarai stremato. Dopo questa, infatti, che hai fatto oggi? Sempre più... Me lo invidia tutta Italia. Lo so, pensa, dico anche il resto. Sì. Cosa ho fatto oggi? Sono partito da Sant'Arcangelo di Romagna, dove vivo, per venire a Roma, dove ci troviamo adesso. Confermo. Insomma, la giornata questa. Sì, no, ho fatto un incontro di lavoro, che si dice un pranzo di lavoro, si fanno molti pranzi di lavoro, che è un po' il bello del nostro mestiere, certo, se vogliamo dire. Finito il pranzo di lavoro mi sono accasciato per un'oretta, motivo per cui porto, oltre alle protusioni, un leggero mal di testa. Perché non si fa di accasciarsi il pomeriggio, non si fa. Cioè si fa, io lo faccio. Ecco. Però oggi evidentemente non andava fatto. Non era giornata. Comunque, vabbè, insomma. E questa è la giornata di noi attori. Ma certo. Ho una domanda sul pranzo di lavoro. Il rutilante mondo dello spettacolo è così, capito? Ti svegli, vai, mangi e dormi e ti svegli col mal di testa. Lo so che a voi sembrerà, però siamo fortunati, siamo una categoria così. Sì. C'è anche questo. Ho una domanda sul pranzo di lavoro. Era uno di quei pranzi di lavoro, cioè dove ti posizionavi? Quanto potevi mangiare? Questa è la cosa. Era uno di quei pranzi di lavoro devi dire no, mangio poco perché devo parlare, o uno di quei pranzi di lavoro in cui dici mi parlano tanto, quindi mangio tanto quanto mi parlano? A parte che non mi ero posto questo punto di vista, è nuovo, ti ringrazio perché non... No, ero lì che mangiavamo
giapponese. Uno ha fatto, vedi. Giapponese, abbiamo mangiato giapponese, era alla pari, si parlava un po' per uno, era un incontro su un copione. Bello. Sì. Stefano, se vuoi, se no io ho tutte le mie... Che hai mangiato? La barca di sushi misti. Quindi misti. Non c'è un sushi preferito? No, una zuppa di miso prima, se interessa. Sì, no, deve interessare il genere. È interessantissimo per noi. Sì. Che credo produca una fiatella, però non ho mai capito. La zuppa di miso va un attimo indagata, però, perché io la vedo come una cosa innocua, poi può essere che invece... Però magari il riso asciuga anche il fiato. Il riso asciuga, esatto. Certo. Usciamo qua, io esco di qua con delle consapevolezze. Sono entrato più povero e già sono più ricco, molto più ricco. Mi sento un uomo migliore già adesso, certo, che abbiamo appena cominciato. Se finisse adesso te ne andresti soddisfatto. Il problema è tutto dopo. Certo, è adesso. È da adesso in poi. Adesso infatti guarda, ti attacco subito il missile. Sì. A noi ci piace chiedere agli ospiti come hanno iniziato il loro percorso, e noi studiando abbiamo scoperto che tu in realtà nella tua testa avevi sempre voluto fare, non dico questo lavoro, però qualcosa di vicino al lavoro che hai fatto. Hai studiato storia dell'arte e in più all'inizio di Amazing, show che si trova su Prime, fanno vedere un tuo video girato da ragazzetto insieme a un amico, quindi avevi già proprio velleità anche di quel tipo. E che cosa volevi fare? Cioè, con che idea sei cresciuto? Vivendo in un posto che non è propriamente Hollywood, però l'idea era quella di fare quello che sto facendo. Poi come io ci sia riuscito, questo resta oggi anche un grande mistero, però ero convinto che avrei fatto questo, peraltro, ma era una cosa tutta molto dentro di me, cioè non è che la dicevo tanto in giro, era quasi inconfessabile, perché è anche imbarazzante dire voglio fare il comico, l'attore, però mi divertivo molto a far divertire le persone anche così, e quindi quel videino lì, che poi è un Super 8 marcio con un effetto che io avevo scoperto, lo scatto singolo è quello con cui si fanno tipo Wallace e Gromit, non so se sì, i cartoni animati a scatto singolo, stop motion. Sì. E quindi avevo scoperto che facendo 20 foto di una situazione, sta cosa diventava un secondo e quindi facevo, in questo video in particolare, avevo scoperto sta cosa e continuavo a fare delle cose su una sedia, credo, che la sedia si muoveva, poi attraversava un cancello, una cosa, avevo 10 anni, però niente, mi piaceva ed è diventato piano piano un mestiere. Però per arrivare a provare a farlo ho dovuto aspettare di finire l'Accademia delle Belle Arti, che era l'altra passione che credevo di avere, che era dipingere. Poi a un certo punto ho capito che forse quella che mi piaceva di più era questa cosa qui, e mi è capitato di provare a farla. E hai smesso di dipingere o dipingi ancora? No, non dipingo più perché a un certo punto, in quella fase in cui si è tutti idealisti, intorno ai 18-20 anni, ho fatto una tesi che si intitolava La comicità nella critica d'arte contemporanea, perché era un po' un mio modo per criticare, appunto, quando sei giovane pensi di poter in qualche modo cambiare le cose, poi in realtà capisci che non c'è niente di male, però in quel momento lì dicevo: ma come, esiste il mercato dell'arte, no? Quindi ci sono delle riviste che danno dei prezzi ai pezzi degli artisti a seconda di quanto sono grandi, costano di più, e dicono no, perché se poi una cosa è bella può essere bella anche piccola, insomma c'è tutta una roba, e il linguaggio dei critici, che è diventato proprio in qualche modo il modo di decodificare l'arte, che fino a un certo punto è bello e brutto, era un pochino più, poi si è evoluta nel linguaggio, è diventato altro, e sono sempre diventati più importanti i critici, no? Per poter dare un valore a ciò che uno fa. Quindi c'è una comunità di artisti che riconosce o meno un artista e gli dà in qualche modo un valore. Quindi uno acquista un quadro, acquista un'opera, a volte acquista un'idea, vedi la banana di Catena, cioè compri veramente una provocazione, non compri la cosa in sé.
E quindi il critico in qualche modo aveva un linguaggio che a me divertiva, perché lo trovavo appunto comico, mi divertiva l'uso delle parole, però non avevo una capacità di analizzarla così profonda, insomma ero un po' un cialtrone, come del resto anche adesso, per cui ho fatto questa tesi e in quel momento lì ho deciso che forse l'arte non era proprio il mondo ideale che pensavo dovesse essere, ma mi sbagliavo, perché appunto come tutte le cose, insomma, si stabilisce un valore a quello che uno fa e ci deve essere qualcuno che deve dire questo vale più di quello, anche nell'arte, insomma, per quanto possa sembrare assurdo, è così. E poi invece è finita... Una pipa infinita questa cosa, no? No, invece sono... Io ho il terrore di performare, che questo termine, cioè devi sempre fare, invece siamo tranquilli, non è che devo fare sempre... No, loro proprio non è che sempre... allora no, infatti no. Quello... Poi ogni tanto magari... Ogni tanto se capita, ma esatto. se non capita va benissimo. Grazie. Anzi, pure meglio. Grazie. Pure meglio. E quando invece i primi passi verso questo lavoro, cioè la prima cosa è dire ok, adesso mi scrivo qualcosa, che cosa ti scrivevi e dove lo andavi a performare, per ricollegarmi a questo verbo? Allora, passavo dei pomeriggi singolari da solo perché scrivevo delle cose con la macchina da scrivere di mio babbo, una Olivetti, e mi divertivo semplicemente a scrivere e a rileggere. Questa era una cosa proprio che facevo per me. Avevo una serie di cose lì, però non con l'idea adesso le farò davanti a qualcuno, mi divertiva proprio come passatempo. Poi a un certo punto invece è arrivato il momento in cui, in concomitanza con questa mia presenza a Bologna, dove studiavo Accademia delle Belle Arti, ho saputo che esisteva come si chiama? Festival, una gara, un contest, come diciamo noi giovani. Vedi che è arrivato. Abbiamo mangiato prima. Abbiamo mangiato, faremo tutta la puntata facendo... Succederà questa cosa. Tagliare tutto perché sarà un continuo. Sì, in post-produzione poi facciamo tutto un lavoro. Esatto, per cui ogni tanto, perdonate, ma abbiamo mangiato come tre deficienti, che si fa dopo di solito, ma ormai è tardi. Comunque, quindi è arrivato c'era questo concorso per giovani comici emergenti e io ho detto, vabbè, mi sento. Così è andata, ho chiamato perché volevo andare a vedere, tipo come stasera, vado a vedere come funziona, perché l'idea era, poi magari un giorno trovo anche il coraggio di partecipare. La persona che mi ha risposto mi ha detto, guarda che cazzo chiami, cioè nel senso era questo, non era proprio così brutale, però mi ha detto, guarda stiamo ancora selezionando, quindi, e dico, state ancora selezionando? E come funziona? Ci servono delle foto e un curriculum, che io evidentemente non avevo perché non avevo fatto nulla, per cui ho detto va bene, metto giù e scrivo una cosa che poi ho pensato che avrei fatto, e ho fatto le foto nella macchinetta, quelle macchinette che ci sono anche adesso, mi sento veramente vecchio come la merda, ci sono ancora, confermiamo. Sì. Esatto. Quindi ho fatto quelle foto lì con la mia, ho imbustato, ho messo proprio le foto e questo straccio unto a forma di curriculum dentro col numero di telefono fisso della casa dove stavo, mi hanno chiamato per fare per fare una selezione e io sono andato dicendo ma figurati, e tutta sta pipa che ho fatto per dire che avevo scritto. La scena era uno come me che andava a fare un provino per essere preso e non era talmente impacciato e talmente impanicato, mi sono costruito un po' il personaggio addosso perché era così, con una voce registrata che era palesemente la mia, fatta male, che mi diceva di fare delle cose che venivano male, era tutto sul non riuscito. E quindi era un monologo diviso in due, un monologo-dialogo marcio, dove c'era questo e diceva, vabbè, adesso sei qua, fai questa cosa, e mi dicevo delle cose. E io spiegavo, no, perché adesso questa è la mia voce, poi io adesso sto zitto, e poi parlo io, e così sembra che parliamo. Spiegavo tutta questa cosa qua. Sì. E sta cosa qua gli è piaciuta incredibilmente, ancora oggi mi chiedo. Ma tipo che ti faceva fare la tua voce? Cioè, tipo... Ma non mi ricordo delle cose, dopo ho evoluto il linguaggio, il primo spettacolo che ho scritto era tutto così, tipo 40 minuti, la cosa più che mi ricordo che funzionava particolarmente, era un po' surreale, mi rendo conto,
ma si poteva anche essere, perché poi comunque con Milano, Zelighe erano abbastanza, era un linguaggio insomma, che si capiva, veniva apprezzato. Però la cosa che facevo, che funzionava molto, era il corso di karate in cassetta. E com'era? Era tutto... Non me lo, cioè, c'ero io che dicevo, continuavo a dire os, mi ricordo, perché io ho fatto karate. Ah. E quindi era tutto un os, 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 tutto così, però diventava talmente ridondante che a un certo punto faceva abbastanza ridere, devo dire, e finiva col colpo di scena, era che mi diceva appoggia la mano sul registratore, io appoggiavo la mano e il registratore mi faceva la mossa, quindi ero un cretino, dicevo lasciami, così da solo, con... Bello. E nonostante tutto, sono qua. Cioè, guarda che a volte la vita è sorprendente. Mi sembra un provino clamoroso. Sembra Scusami bellissimo. se te lo dico, ma certa merda si vede ai provini che dice, oh, ammazza, magari quindi, uno. No, mi hanno preso. Insomma, da lì incredibilmente, perché poi mi sono esibito in una sala la prima volta che era più o meno come questa, non grande né più media, però per uno che non è mai salito su un palco era tanto. E c'erano le semifinali come nel tennis, avevano preso 16 persone, mi sembra 8 e 8, e venivano votate dal pubblico, ne venivano scelte 4 e 4, e queste 8 persone poi, tipo il giorno dopo, la settimana dopo, non mi ricordo, si esibivano al Teatro Duse di Bologna, che è un teatro enorme, è un tubo spaventoso, verticale, nero, dove peraltro c'era anche quella cosa un po' da corrida, per cui se uno faceva cagare lo fischiavano. E io col terrore sono passato in questi 8 e mi sono esibito in questo teatro grandissimo, c'era Antonio Albanese, Paolo Cevoli, c'era tutta una nidiata a fare anche loro nella stessa sera. Sì, io e Antonio l'ho conosciuto lì. E chi ha vinto? Fammi una classifica, top 5 di allora, i primi 3 classificati andavano ospiti diretti, vincevano il Maurizio Costanzo Show, che allora, chi ha la mia età, credo nessuno, per fortuna vostra, a parte uno che forse è morto, alla parola Maurizio Costanzo si è sentito un rumore. Sì. No, era proprio il programma che ti cambiava la vita. Cioè, sembra impossibile dirlo adesso, ma c'era il niente e poi Maurizio Costanzo, che poteva veramente cambiarti la vita. Quindi i primi 3 andavano lì e io sono arrivato quarto. Saggio. E chi è arrivato tra i primi 3? Te li ricordi? Allora, il primo era Lucio Vinciarelli. Che ahimè credo che non sia più tra noi. Salutiamo Lucio allora. Gli eredi, esatto. Certo. Bravissimo, faceva una cosa molto anglosassone, di umore molto anglosassone, faceva una specie di mago, era un po' ispirato a McRooney, quindi si chiamava Maccheroni, ed era un mago lentissimo, ma lentissimo, che si muoveva lentissimamente, faceva dei giochi di prestigio che non venivano, ed era esilarante, mi ricordo proprio esilarante. Dopo lui arrivò, mi sembra, Antonio Albanese, potrebbe essere, poi Paolo Cevoli, che faceva l'assessore. E Albanese che faceva? Albanese faceva, mi sembra, Epifanio, quello che poi diventò Epifanio, arrivò col cappotto. Io mi ricordo solo che ci siamo fumati tipo una stecca di sigaretta, ai tempi fumavo prima di entrare in scena entrambi, eravamo degli ipertesi. Però loro erano già più esperti. Lui era molto più maturo, più avanti, lo è anche adesso, nel senso non maturo di età, proprio arrivava, insomma, aveva fatto tante cose in teatro, aveva questo personaggio che era meraviglioso, oltre al suo talento, che continua anche adesso, però erano molto più pronti di me, tutti. Infatti, adesso io lo dico scherzando, però è stata anche un po' la mia fortuna non arrivare nei primi 3, perché sarei morto un minuto dopo, cioè non avrei retto, perché non ero pronto, non avevo niente, non avevo repertorio, non avevo niente. E quindi dopo quello loro sono andati lì e tu che io quella sera lì, fra quelli che venivano a vedere, era credo proprio l'unica manifestazione, una delle più importanti. Questo l'ho scoperto dopo, anche quello, c'era una selezione selvaggia su non so quanta gente, io pensavo vabbè mi hanno preso perché non c'era nessuno, invece erano tantissimi, e quindi venivano tutti quelli che avevano locali, non essendoci la rete, non essendoci niente,
fra questi c'erano anche Gino e Michele, che vennero da me e mi dissero: ma sai, abbiamo questo localino. C'era Daniele Luttazzi, che io conosco, è mio concittadino, conterraneo oltre che amico, che era presente anche lui, perché credo un paio d'anni prima aveva vinto quel concorso lui, e mi disse: guarda che loro hanno questo locale, che è un locale molto importante a Milano, si chiama Zelig, ed era il vecchio Zelig che aveva, non so se qualcuno, ma voi avete tutto in età che quello non sapete. Viale Monza, sì, il piccolino, quello ancora prima di quello che si vede adesso, quello a fianco, che aveva un palco grande così, così. E quindi andai là a fare questi 5 minuti che loro avevano visto, mi misero a farli fra due comici. La serata era sempre fatta da due comici, a meno che non ci fosse un comico particolarmente famoso, che allora si faceva la serata lui, però in genere loro lavoravano su, e quindi in mezzo mettevano quelli nuovi per vedere come potesse andare. Io ho fatto questi 5 minuti, andarono bene, mi dissero: bene, adesso scrivi una cosa di almeno mezz'ora, 40 minuti e torna. E io ho scritto sti 40 minuti che facevano cagare. Ma erano i 40 minuti tutti di... No, quello era dopo. Okay. Però era sempre col registratore, ma era una cosa perché io poi da solo in casa mi provavo queste cose, poi andavo a Milano davanti al pubblico, cioè un pazzo. E tu hai fatto mezz'ora facendo cagare, no? Sì. Ok. Cioè sì. Non so se ci sono testimonianze, ma vi garantisco che era una mezz'ora comunque di delirio. Sì. Però non so perché, evidentemente loro hanno visto che c'era qualcosa da qualche parte lì, e quindi loro, inteso come Giancarlo Bozzo. Sì. E quindi sono tornato, anche, insomma, memore di sta cosa qua. Nel frattempo, quando ti esibivi a Zelig, dei tempi, succedeva che poi c'erano quelli anche lì che avevano dei locali, dei teatri, quindi cominciavano a chiamarti. E quindi io andavo in giro e mi sono proprio formato facendo le cose, insomma, facendo i localini che poi non erano proprio il mio specifico, perché io poi ero tutto un po' di fisicità, mi piacevano le pause, ero più da... E quindi parallelamente ai locali cercavo anche prendevo questi piccoli teatri in Romagna, dove vivo ancora, ci sono molti teatri all'italiana piccolini da 100-150 posti così, e facevo queste cose un pochino più protette, col buio, il silenzio, quindi potevi giocare un pochino più di fino. E c'era un pubblico che veniva? E piano piano si è creato quella cosa, quel passaparola, per cui io riempivo dei teatri a un certo punto, anche da 400, 450, sul nulla, cioè nel senso che così, cioè nel senso sul nulla, nel senso che no, cioè che non però sul passaparola ridevano, ridevano su quello sarei veramente infatti su quello. Ma e poi abbiamo letto che tu, non so se era questo il periodo, però durante l'intervallo di alcuni tuoi spettacoli tu restavi sul palco e facevi una piadina? Vorremmo sapere di più su questo intervallo. Volete saperne di più? Lo so. No, allora è così che l'ultimo spettacolo, perché incredibilmente io l'ultimo spettacolo, diciamo un monologo comico mio, risale insomma, c'erano le bighe e si pagava in sesterzi. C'era Sant'Agnese, come diceva. C'era ancora Sant'Agnese, fra l'altro simpaticissima. Una cosa, spiace che sia finita così, perché veramente valeva la pena. Era un 21, mi sembra, di gennaio, però potrei sbagliarmi. No, ho fatto questo spettacolo dove ad un certo punto in teatro, perché a quel punto facevo i teatri, facevo accendere le luci, cioè si accendevano le luci in sala come quando c'è un intervallo classico. Per cui le persone cominciavano ad alzarsi e andare, e io senza dire niente, avevo un completino, una giacchettina tutta carina, uscivo e mi mettevo una parannanza e poi tiravo dentro un tavolo con sopra la farina. Io giravo con una macchina da solo, con la farina, il sale e l'acqua, che poi ci vorrebbe lo strutto, ma adesso non stiamo a aprire una polemica perché nella piadina ci starebbe lo strutto, ma va bene così, per rapidità. Un fornellino da campo, una piastra di ghisa per cuocere la piadina
e cominciavo a fare la piadina dicendo no ragazzi non è un intervallo, cioè rimane, voi fate, io siccome ho un po' di fame andate pure in... Quindi c'erano quelli che non sapevano se andare, stare, si creava sto clima un po' strano, tutto acceso, e io non continuavo a fare questa piadina, intanto dicevo no perché sai la piadina, e facevo tutto un monologo, delle digressioni assolutamente inutili, anche forse no, sulla piadina. E mentre facevo questa cosa che durava 5 minuti in maniera miracolosa, perché c'è questa cosa che quando si va sul palco si è in una specie di, io lo chiamo stato di grazia, cioè hai una lucidità che nella vita io non ho, per esempio. Però vabbè, questa è un'altra cosa di cui parleremo fra 8 ore, quando ci saremo completamente dimenticati. Certo. Noi ne parleremo, tra l'altro. Di noi, certo. Voi sarete già a dire minchia che 2 coglioni De Luigi. No, e quindi facevo questa piadina e la cosa bella era che a un certo punto, che veniva sempre bene per motivi che mi sfuggono, perché comunque fare una piadina con la gente, però veniva, la cuocevo e la cosa bellissima di questo momento era che si riempiva il teatro di profumo di piadina. Era, capito, un'esperienza coinvolgente, un'experience, quelle che adesso fanno l'esperienza così uguale, arrivava questo profumo e quindi io mentre finivo il mio monologo alzavo la piada al cielo come se fossi un prete e facevo una cosa che magari può suonare blasfema, ma spero, dicevo prendete, mangiatene tutti, questo è il corpo della Romagna, perché era un'ostia gigante. Certo. Poi la spezzavo e la davo agli astanti, chi voleva partecipare. Quindi si finiva che mangiavamo tutti e ci guardavamo e diventava un momento bello, perché diventava insomma un... E poi partiva la seconda parte dello spettacolo. Poi partiva la seconda parte dello spettacolo, si spegnevano le luci, vabbè, le cose finite, portavo via le cose e si ripartiva come se niente fosse, con la quarta parete, diciamo così. Ma questo come ti è venuto in mente di fare questa experience? Ma no, lo spettacolo l'avevamo scritto io e Paolo Cananzi, che è un mio caro amico, che salutiamo, con cui ho scritto tante cose, ed era una cosa che arrivava da un altro spettacolo in cui ad un certo punto facevo una merenda, sempre fissa di mangiare, però non so, mi piaceva sta cosa che a un certo punto uno si mettesse lì e chiacchierasse, tutto quello che dicevi spesso era molto, molto all'impronta, cioè a volte uscivano tante cose, che poi è un genere che io non ho mai praticato tanto, questo di usare il pubblico, di rivolgermi al pubblico, mi viene, però non era proprio la cosa che facevo di più, era una cosa che ti costringevi a fare, perché facendo i locali soprattutto dovevi fare un tipo di comicità un po' d'attacco, io la definisco, mentre io sono un comico un pochino di rimessa. Piace questa cosa di rimessa? Molto bella. Sì. Molto bella. È venuta adesso, non so, Oltre a un altro leggerissimo... una leggerissima risalita di rimessa e di risalita. Anzi, parla tu che bevo intanto. Parlo io. Fai una domanda articolata. Ce n'avevo una breve, ma l'articolo un po'. Ho una secchezza delle fauci. Si parlava appunto l'ultimo monologo, spettacolo così ai tempi delle bighe, e non ti manca? Sì. E non... No, ho fatto poi qualche anno dopo, ma sono sempre tantissimi anni fa. Se n'era appena andata, la nostra amica, gli eredi anche sì, probabilmente. No, se era vergine non ce l'ha, se è protettrice delle vergini. Ma avrà avuto dei genitori, forse sì, è fratelli, cioè giusto. Vabbè, insomma. Zia Agnese sul rogo, certo, i nipotini di zia Agnese hanno detto, però che legacy, sempre per restare. Certo. Va bene. No, a un certo punto nel 2000 e credo 6, quei 2 anni lì, ho fatto un monologo invece che non era il mio, era un monologo di Benni, in realtà era un insieme di cose di Benni, l'ho fatto insieme a Giorgio Gaglione del Teatro dell'Archivolto di Genova e si chiamava Il bar sotto il mare, non era propriamente un materiale preso dal libro, ma c'erano tante cose anche insomma, prese da una serie di cose scritte da Stefano, e quindi facevo questo monologo che ho portato in giro per 2 anni e ho scoperto che allora mi manca tantissimo andare sul palco, perché è la cosa che ho fatto soprattutto nei primi almeno 10 anni della mia vita, però soffro un po', ho scoperto l'idea di tournée. Io qua non mi farò degli amici, soprattutto fra chi cioè io amo il teatro, però fate le premesse.
è che la tournée, cioè questo ripetere sempre la stessa cosa tutte le sere, a me dopo un po' È normale, penso. È normale? Sì, Perché sì. sono quelli a cui piace proprio anche il tipo di girare, svegliarsi in posti di cui ignoravi l'esistenza, perché poi le tournée sono così, soprattutto quelle che insomma, si fanno all'inizio, ti sveglia scarmignata sul Panaro e dici cos'è? Sì. Dove sono? Un gatto, randagio, ti sveglia alle 5 con gli occhi e poi no, neanche al mezzogiorno perché sei andato a letto tardi, hai mangiato col fegato gonfio e poi giri e non c'è un cazzo perché poi magari a Scarmignata, io non so se esiste un posto che si possa chiamare Scarmignata sul Panaro e tutti i comuni sul Panaro non si sentano offesi, era per fare un esempio, certo. No, perché qui è un attimo. Quindi ti svegli in questi posti e dici va bene, c'è la chiesa e poi giri e aspetti le 6 di pomeriggio, che poi è l'orario in cui vai a fare la prova a microfono, che è così. Sa, prova sa, ok, bene, poi passano altre 3 ore, perché lo spettacolo è alle 9, e tu alle 9 esci e dici la stessa battuta che hai detto la sera prima, svangata sotto il Po. Tutta zona comunque che non posso più frequentare adesso. No, certamente. Sul Tevere, vogliamo mettere Tevere? No, peggio. Sul Tevere alto. Vabbè, insomma. E quindi quella cosa lì un po' mi impesa. Detto questo, poi si può trovare un modo per fare delle tournée un pochino più ragionevoli, però la ripetitività un pochino la soffro. Quindi prima o poi tornerò a fare qualcosa dal vivo e magari farò proprio una cosa mia, tornando a fare proprio cose mie, monologhi magari scritti con amici, tipo Pauso, ma quelli che vorranno, però quello mi interesserebbe anche perché ti dà la possibilità anche un po' di muoverti, ecco. Infatti forse se parli col pubblico un po' ti sembra di variare il monologo, cioè ti sembra di una cosa nuova, spezzi un po' la monotonia, no? Sì, un po' sì, e poi hai cioè, diciamo le cose, la roba, quando voi lo sapete bene, insomma, quando ti metti davanti a un pubblico e fai e dici delle cose spiritose, divertenti, è come se tu avessi a che fare con una cosa sua, cioè sono tante persone, ma il pubblico diventa veramente uno, ed è una specie di cosa in cui ci si conosce, ci si scambia anche un po' di... E quando poi cominci a capire che sono con te, che vengono con te, che si ride, ti puoi fermare, li guardi, magari a volte su una pausa si sta 30 secondi a ridere, quella cosa lì è una sensazione proprio bella che ti fa stare bene, arrivi a fine serata e sei proprio felice. Io non so voi, io prima sto malissimo. Sì, anche noi penso. Ma tipo nausea, stavo, adesso infatti anche uno dei motivi, stavo proprio male, volevo cambiare nazione, fuggire per sempre, sempre mi capita, anche un po' adesso, devo dire che per un attimo ho detto adesso vado via, perché quella roba, no, perché dici deluderò tutti, perché poi dici quando non sei famoso, comunque non sei conosciuto e dici adesso col cazzo che... No, è difficile perché ti devi conquistare, quando sei un po' vagamente famoso e anche forse apprezzato per qualcosa, dice adesso chissà cosa si aspettano, li deluderò tutti. Io ho questo ottimismo così, affronto la vita col sorriso. È comprensibile, è comprensibile. Ah, è comprensibile? Sì. Ma devo tornare più spesso però perché trovo... Sì. No, ma io pure mi chiedo perché lo faccio questa cosa. Cioè, non qua quando faccio gli spettacoli, perché sto in questa situazione. Poi lo fai e dici, vabbè, alla fine... Ah, ecco perché poi alla fine cambi quasi sempre opinione, tranne rari casi. Sì. No, però secondo me devi rimettere il momento piadina, perché quello, cioè, se ti permette uno scambio col pubblico, magari lì diretto, magari un po' ti cambia un po' la situazione, perché pure, cioè, io interagisco perché mi annoio a ripetere sempre le stesse cose, quindi forse... Allora ne terrò conto, insomma, piadina c'è, e già 5 minuti li abbiamo, manca il resto. Esatto. Ma tu prima parlavi di Paolo Cananzi, che di nuovo risalutiamo. Sì. Quando è stato il momento in cui tu, da quando ti scrivi le cose tue, poi hai detto facciamolo con un autore? Allora, a parte questa pausa, non era perché stavo pensando, ma è una cosa che deve rimanere tra noi, che noi tagliamo, vero? Questa cosa, ma cioè tagliamo tutto. Sarà tutta una puntata cortissima perché saranno tolte tutti
cazzo, quindi durerà 20 minuti, l'unica Sì. puntata brevissima. No, però facciamo un montaggio solo con i rutti. Così. Sì, quello quello è per Natale. Sì, io, sì. No, è già passato il Natale. È già abbiamo passato, detto. il prossimo. Infatti, siamo insomma, A stavamo commemorare. Esatto. Speravo, Siamo qua ancora. speravo di non parlarne più perché un po'. No, lo so, anche io sono molto molto provato da questa. Eravamo legatissimi. Cosa stavamo dicendo? Basta. I testi tuoi, i testi con Cananzi. No, sì, sono partito da solo, come ho detto, e poi ad un certo punto con Cananzi ci siamo conosciuti veramente per caso. Paolo Cananzi faceva il comico, è un bravissimo comico secondo me, ed era famoso, insomma in zona era uno conosciuto perché faceva delle cose molto divertenti con le diapositive, proiettava queste diapositive, insomma aveva un monologo molto divertente ed era famoso, faceva anche un programma radiofonico che io ascoltavo. E un giorno io già facevo anch'io qualcosina e cominciavo anche io ad avere un buon riscontro di pubblico. Un giorno passavo per una strada di Rimini e c'era lui che stava facendo, non so, credo una cosa con un video, facendo un video mi sembra, comunque una cosa sua, quindi era preso da questa cosa. Io l'ho riconosciuto, mi sono fermato per anche presentare, salutarlo e dirgli. E lui non era talmente preso che mi ha fatto fare una cosa. Non so se mi ha dato in mano una cosa, non mi ricordo. Comunque c'è stato questo momento di. E poi ad un certo punto si è reso conto e fa: no, ma tu sei Fabio, piacere, piacere, piacere. Mi sembra sia cominciata così. Poi eravamo fondamentalmente, siamo amici e da lì abbiamo cominciato a scrivere delle cose insieme, appunto. Questo è. Basta? Ok, no. Sì. Però tu hai detto meglio collaborare con un autore piuttosto che scrivermi da solo i testi. Sì, è venuto naturale, No. nel senso che poi ci siamo messi anche a organizzare cose, cioè, no, non noi direttamente, però c'era questo spazio che adesso sto dicendo cose un po' prese a macchia di leopardo, anche perché insomma, è passato qualche giorno, però fra le altre cose, che ne so, c'erano dei festival, dei mini festival di comicità, quindi a un certo punto ci coinvolgevano, quindi io presentavo, scrivevamo le cose, io provavo delle cose che poi mettevo nei miei spettacoli e nel frattempo arrivavano giovani comici emergenti, Ale Franz per dire, che erano sconosciuti, poi chi c'era, tanti, sono venuti tanti, vabbè, Natalino Balasso, adesso non me li ricorderò tutti, però era un'epoca in cui eravamo tutti un po' agli inizi, chi più chi meno, un po' più avanti, un po' più indietro, però insomma si facevano queste cose che erano molto seguite, molto amate e ad un certo punto avevamo un locale tipo questo, tutti tipo questo erano, no, come dimensioni. Il sabato sera, così alla cieca, c'era una cosa e quindi si riempiva di gente e ogni sera io provavo delle cose, poi arrivava appunto uno che aveva il suo monologo, poi c'erano quelli che suonavano e da lì siamo andati avanti. Poi è arrivata la Jalapas, Paolo è venuto a lavorare un po' con me, poi ha cominciato a lavorare anche giustamente con altri. E questo è quanto, insomma, sarà una puntata tutta su Paolo Cananzi. Che è giusto. Oltre comunque, che su Sant'Agnese, che comunque scusa, hanno rimosso. che ci manca. Volevo chiedere Tantissimo. Un'ultima cosa, tu hai citato anche Daniele Luttazzi, tu già lo conoscevi prima quindi di Mai Dire? Sì, lui sì, lo conosco abbastanza bene, è amico di mio fratello, io sono molto amico di suo fratello. Ah. Non ci vediamo quasi mai, però sì. Ma lo senti ancora adesso? Perché per noi è un personaggio importantissimo, ma chiaramente non solo per voi. No, non lo sento tanto, lo sento ogni tanto mio fratello, so che non vive in Italia, ma so anche che non ama tantissimo che si parli di lui, quindi non vuoi parlare? No, se non vuoi, no. credo che non sia una cosa che gli fa piacere, non so, insomma. Lo salutiamo. Comunque lo salutiamo, ci mancherebbe, certo. Comunque sì, ci conosciamo veramente da. Prego. No, vuoi continuare perché abbiamo parlato del passaggio Zelig-Jalapas, che però forse sì, te lo farei chiedere comunque a te. E poi sì, quindi la Jalapas arriva quando voi fate Zelig in quel periodo lì. Allora, io non ho mai fatto Zelig il programma,
nel senso che ho fatto cioè loro sono venuti a vedermi a Zelig in un'esibizione dal vivo perché qualcuno evidentemente gli aveva detto, come capita anche adesso, insomma, che cerchino nuovi comici, e quindi erano venuti a vedermi. E vabbè, lì c'è una storia abbastanza, cioè loro continuano a dire che io mi sono infilato in un loro provino e io ormai faccio finta che sia vero perché fa abbastanza ridere l'idea che io mi sia infilato in un provino della Jalapa, se sia stato preso fra l'altro, però non è stata proprio così. Diciamo che sono un po' distratti, tu li conosci bene, insomma. Sì, c'è Giorgio che ci guarda sicuramente, quindi attento a quello che dici perché poi vuole. Però non lo salutiamo a questo punto, Non lo abbiamo salutato salutiamo, tutti, non è che vogliamo salutare. Teniamolo fuori dai saluti. So che apprezzerà, insomma, certo, scorreggiando, ma apprezzerà, perché sappiamo che ha questo passatempo preferito e che noi non giudichiamo, un po' come quelli della prima fila. Si può fare. No, sono venuti a vedermi e non credo sia stata una delle mie serate migliori, a memoria mia. Poi col mio avvolto da una coperta di ottimismo sono uscito dicendo così. Ma lì ti ricordi che tipo di pezzi facevi all'epoca? No, non mi ricordo nello specifico quale fosse il monologo. C'era sicuramente la cosa del karate, perché quella comunque la tenevo, mi sa. Poi io cambiavo, ho sempre cambiato anche cose che funzionavano, non so perché. Sempre questa paura di annoiare, si vede, che ho anche adesso. Infatti, se rompo i coglioni, ditemi qualcosa. Se stabiliamo ditemi Umbria. Che capiamo solo noi. Vabbè. Io a Umbria cambio discorso. No, sta andando un'altra bene. regione. Sta andando bene? Sì. Meno male. Tutto sudato, però, Ti vuoi denudare? Ti puoi spogliare. Puoi farlo. Adesso no, perché ci tengo anche un po'. Vedi che apriamo parentesi senza un finale. È bello, perfetto. No, e dice che Jalapas arriva. Ecco, quindi esco dal palco scuotendo la testa come mia consuetudine, pensando è una merda, e loro tre mi arrivano ed erano la Jalapas, insomma io ero spettatore della Jalapas ai tempi, c'era Albanese, Aldo Giovanni Giacomo, Teo, c'era proprio il gota della comicità. Quindi per me anche avere di fronte loro tre era abbastanza spaventoso ed ero un po' emozionato, e col tatto che è consueto a un po' a tutti e tre mi hanno detto fa cagare e io ho detto finalmente qualcuno che la pensa come me. Ho trovato qualcuno che mi dà ragione. Vi siete trovati? Ci siamo trovati. Poi anche lì, sempre, secondo me è stato un rimbalzo di culo tutto quello che è successo, perché poi a un certo punto mi hanno detto però passa a trovarci, era già c'erano i mondiali, fa conto, gli europei, qualcosa, e loro facevano insieme, credo, a Bisio e a Ellen Hidding una cosa, mi dice ma passa a trovarci che magari porta qualche personaggio, vediamo, no? Quindi alla fine mi hanno detto fa cagare, però poi ho scoperto, perché me l'hanno detto, perché avevano saputo che avevo anche la Dandini mi aveva cercato, quindi pur di non cedermi ha fatto come, capito, le squadre, lo prendiamo, lo mettiamo in panchina, capito? Certo. E quindi mi sono presentato con 2 o 3 cose, con 2 o 3 proposte, fra cui anche una canzone che poi diventò la canzone di Olmo, ma arrivò dopo perché loro non la volevano fare inizialmente. Quindi arrivai al provino con queste 2 o 3 cose, fra questa canzone senza senso che era Piccolo fiore bugiardo, Bellissimo. e che io facevo già dal vivo così, ma non esisteva Olmo, non esisteva niente, la facevo io così perché sono un cretino. Arrivo a questo tutto pieno di aspettative e di ansie, e ad un certo punto questi vanno avanti e c'erano Crozza, Di Ghero che stavano provando, perché quell'anno lì stavano proprio cambiando tutto il cast, non avevano più i diritti del calcio e stavano vedendo nuovi comici, avevano proprio fatto una specie di repulista, era rimasto Claudio Bisio, era rimasta Luciana Littizzetto e Joele Dix. Quindi c'erano loro che erano i Broncovic per me, quindi ero a cazzo i Broncovic, c'era appunto Marcello Cesena ancora non c'erano Ugo Di Ghero e Maurizio Crozza che stavano provando delle cose e io rimango lì e nessuno mi caga. Cioè, rimango tutto il giorno così, ad un certo punto forse Bisio
Mi fa, ma hai fatto? Ho detto, no, non mi ha chiesto niente nessuno. Era finita la giornata. Sì, stavo per tornare a casa non visto da nessuno. Quindi a un certo punto, vabbè, quindi credo lui gli abbia detto, guarda che ci sarebbe coso lì, quello che aveva fatto cagare. E allora mi hanno buttato dentro una cosa a improvvisare. E io, mentre Crozza faceva l'avvocato Trascott, che non so se vi ricordate, era un avvocato, faceva molto ridere, che sì, scusate. Una roba indecente questa, veramente brutta, brutta. Un canotto a ottobre, una roba brutta. Non ero così, cioè stasera è colpa del... No, niente, lui faceva... Sì, l'avvocato. Sto parlando tantissimo, però No, diciamo che... Ti abbiamo chiamato apposta. Capito, Sì, ma sì, è sì. tanto così. Se ho parlavi caldo. poco era... Pensavo anche di bere, la birra è brodo è diventato. No, ma adesso poi ti facciamo un bel domandone, vedrai che così puoi sorseggiare. Così sputo. Comunque no, mentre lui faceva sta cosa io non so perché, non chiedetemi perché, facevo un controscena dietro, mentre lui parlava, faceva queste arringhe assolutamente esilaranti, senza senso, con Ugo Righiero non mi ricordo cosa facesse, io passavo dietro e mi facevo la conchetta. Quando senti se hai l'alito pesante, che non serve, sappiamo, è impossibile. E quindi passavo dietro e facevo questa cosa qui, per dire... Sì. Però evidentemente faceva ridere. Perché... Cioè, tutto quello che avevo preparato, tranne la canzone che l'ho cantata a metà, Giorgio Gherarducci dice... Sì, non è un veglione di Capodanno, che è il suo classico modo per dire piantala, e quindi è stata interrotta a metà e buttata nel cesso. Sono tornato a casa con un grande punto interrogativo sulla testa. Cioè, cosa è stata sta roba? Cioè, avevo preparato un personaggio, tutta roba che poi ho fatto, E quindi vado, ad un certo punto, un giorno, mi ricordo anche esattamente dove, tornando da Roma, dopo Perugia, se volete vi dico anche il chilometro, ma non me lo, cioè, no, adesso non lo so, se volete era così per dire. Certo. Se volete, non è che adesso mi chiedete il micro, anche perché io vi sparo un numero a caso, ovviamente. Non è che andate a controllare Certo. se poi... Dopo la curva, comunque insomma, so esatto, tutte le volte che ci passo ci penso, mi suona il telefono ed era Marco che dice no, ti abbiamo alla fine ben pensato, siamo tanti, perché in effetti era un'ora di programma ed erano tipo 6 comici bravissimi, per cui ho detto farai pochissimo, però ci hai fatto ridere e quindi va bene. E quindi io il primo blocco del primo anno della Jalapas facevo un personaggio che era diventato questo qui che in realtà si è evoluto in un fotomodello e quindi diventò Fabius. E io facevo 30 secondi a puntata, 40, in cui uscivo in un tapirulan che mandavo fortissimo al contrario. Mi ero fatto mettere un tapirulan al contrario, con una camminata che non so neanche se saprei riproporre, tutta sbilenca, e non facevo niente se non dimostrare che avevo un'alitosi un po' importante. Fine. Però ebbe un grande successo, poi si faceva appunto il primo blocco che finiva a Natale, poi stavi per sbadigliare tu. No. No. No, Era un rutto probabilmente. Io sono sensibile a sta cosa. no, ma i miei sbadigli Hai li fatto indosso con... quella cosa col naso, così, quando non vuoi sbadigliare perché è maleducazione. No, però attenzione. No, io non ho il potere di tenermi gli sbadigli, però io ho uno starnuto in canna e che quindi da un po'. che quindi può Fallo essere- però, sentiti libero. No, ma quando arriva. Va bene. Se vuoi anche nel brodo, se non sai proprio dove farlo, Ti ringrazio. ma figurati. Ma poi ne ordiniamo un'altra e ti facciamo ancora domande Quando ancora più sarò corte. completamente ubriaco, Esatto. proprio lascio libera. No, niente, finì. Quindi da lì poi invece è diventato facciamo anche quel personaggio lì, com'era quell'altro, e ad un certo punto arriva a Sanremo, sempre Claudio Bisio faceva allora la parodia di aiuto, non mi ricordo il nome. Non mi ricordo il nome. Che faceva? Faceva la parodia di era un personaggio che adesso anche stiamo parlando di tutta gente che non c'è più.
Aspetta, sì. O è partito tutta colpa tua con Certo, Sant'Agnese. da lì è stato un disastro. Abbiamo citato solo gente morta. che era Paolo Limiti, può essere. Paolo Limiti, Paolo bravissimo. Limiti, Paolo Limiti, e quindi a un certo punto arrivava il momento di Sanremo, dice facciamo per una puntata un cantante ingiustamente non accettato a Sanremo, che però Paolo Limiti, che aveva tutta la sua cosa che presentava, allora adesso vi faccio vedere, faceva Claudio, e io in un'ora sono andato in sartoria e tornavo con delle cose, va bene così, no, fa cagare. Così mi vesto così, no? Alla fine sono tornato con la camicia arancione, con la cosa, l'anello, le cose, la parrucca appoggiata, il nome che l'abbiamo deciso con Maurino, il parrucchiere, perché io volevo un nome corto di questi tipo Dante, sai, questi corti da un po' da ballet. Stavi per starnutire di nuovo? Ma è tutta la mia vita è così. Ma non posso guardare, che mi proprio sembra uno Non lo che sta guardare. È nato Olmo, però ho cantato sta cosa assurda e da lì è diventato che ogni puntata Olmo cantava quel pezzo lì, perché poi è finito, tutti lo canticchiavano, era orecchiabile, e da lì ogni anno avevo un po' l'obbligo di fare una insieme a Savino Cesario, che era che salutiamo, lui è vivo, ci siamo tutti, Salutiamo Savino. e quindi abbiamo fatto una serie di canzoni da cui poi alla fine è stato fatto il disco, eccetera. Però tutte le movenze di Olmo, la gamba, è tutta roba che è venuta fuori così, perché vado con la frase a effetto, noi lavoriamo molto, ci scambiano per intelligenti, noi non siamo intelligenti, diciamo le cose come noi, siamo degli istintivi, cioè noi lavoriamo col subconscio, ci sono delle robe che immediatamente ci si allineano nel cervello e chissà perché sembra che funzionino e poi infatti funzionano, però non è che ti metti lì, almeno io non è che mi sono messo lì adesso alzo la gamba, faccio così, cioè tutta roba che è venuta fuori quando ero avvolto da sta specie di maschera, è quasi un atto di incoscienza. Ma è vero che l'hai fatto anche, cioè hai anche incontrato Sting? Sì, e hai fatto... che è il mio idolo fra l'altro, per cui ero paralizzato. Per fortuna non c'è stato il tempo di realizzare che stava arrivando, perché allora funziona così. Vogliamo mandare la pubblicità? No, funziona così che noi quando andavamo con la Jalapas a Sanremo andavamo tutti vestiti come dei deficienti, partiva un pullman di idioti, andavamo là e per tutto il giorno andavi in giro a cacciare, fermavi gli uffici stampa, aspetta abbiamo questo, fermo, aspetta sta arrivando Pavarotti, a un certo punto mi giro c'era Pavarotti che parlava con Crozza vestito da Bibendus, era tutto così assurdo. E in questo delirio io ero su un divano, perché poi era sfinente sta cosa, perché passavano ore in cui correvi, poi non andava bene, poi il cantante non voleva arrivare al discografico, quindi dovevi rubare cose. Ad un certo punto io ero così, vestito da Olmo, 4:30 del pomeriggio, entra l'ufficio stampa, indico lì perché ci sono un po' di uffici stampa che sono venuti e sono gli unici che ridono, fra l'altro. No, entra così, Sting, io faccio, come Sting, vieni, c'è Sting, e così non c'era testo, e mi vede entrare Sting, che era, io ascoltavo solo i Police, cioè io da avuto un'età ho sempre fatto così, cioè avevo periodi ascoltavo solo, cioè, non so se interessa, però Vai, sì, interessa. A noi ascoltavo solo i Police, per cui immaginati uno che ascolta dalla mattina alla sera, sa tutte le canzoni a memoria, vedo arrivare Sting e io sono vestito da Olmo, però non era come te l'hai immaginato. No, non me la sarei mai immaginato così, io non potevo neanche dirgli niente, ciao, dovevo fare Olmo, quindi lui è arrivato e io ho fatto Olmo, che fra l'altro ti aiuta se sei anche un po' un tipo come me, per cui magari un borghese non avrei avuto, invece così. E quindi mi sono messo a fare il cretino e c'era lui che mi guardava come si guarda Francis il mulo parlante, cioè così, misto di pena e sconcerto, che è ancora visibile chi ha voglia di vedere. È un filmato fatto a mano, perché certo. È dipinto, non è neanche... C'è una amanuense che ha fatto... per dire ai tempi, però mi guardava veramente come la merda sul pavimento. Ma chi è?
E io facevo tutto, così, 1, 2, 3, 4, e a un certo punto lui a sorpresa invece ha detto simpatia. Gol. Sì, quello è l'istinto che dicevi prima. Sì, ma ha apprezzato. Non sì. era, per fortuna non era preparato, perché io ero veramente nel panico. Ma poi ce ne sono, e voglio. Ho fatto anche uno spogliarello, insomma, tante cose. Dici. Anche lo spogliarello. Anche lo Sì. spogliarello. Se vuoi intanto ordiniamo un'altra birra. Oddio, o buttiamo Se dei questa- ravioli qui, perché no, ancora no. No, bevi con calma. Tanto poi prendi del tuo tempo, bevi, sorseggia. Ho fatto tante cose discutibili, insomma, però divertenti. Tra Ad un cui certo uno spogliarello. Fra cui ad un certo punto Fabius, appunto, che stava. Tieni conto che avere il polso della situazione per chi faceva. A parte che il commento era, soprattutto all'inizio, di quelli anche miei amici, era in particolare uno. Cazzo, era molto meglio prima mai dire gol, adesso fa veramente cagare. Ma vuoi mettere con Aldo, Giovanni, Giacomo? Quindi c'era anche sta roba che dice che in effetti ti sentivi un po' giustamente, quindi. Però sto cazzo di fotomodello evidentemente piaceva, perché io non avevo, però io tornavo a casa mia, dico vabbè, è andata bene, gli ascolti abbiamo fatto, però non c'era sta cosa che magari come hai il riscontro immediato, no, del gradimento, dell'apprezzamento. Quindi la prima volta che io sono uscito da sta bolla, porca vabbè, veramente indecente sta cosa qua. Mai più, scrivete, mai più mangiare prima, sempre dopo. E poi meno male che non arriva la cecagna, quella che Esatto. durante una frase un po' troppo. Ma se c'è un podcast dove lasciarsi andare anche alla cecagna, Questo è proprio dici, questo qui. e soprattutto stasera, tra l'altro. Esatto. Quale occasione migliore? Quindi arrivano i California Dream Men, che allora erano appunto un fenomeno molto molto rumoroso, erano molto famosi ed era un gruppo di spogliarellisti, parlo per voi giovani, che girava per il mondo ed erano dei manzi di un certo livello che si spogliavano, rimanevano e facevano, andavano molto per l'8 marzo, cioè questa cosa un po' malinconica, Sì, adesso per fortuna, ma. E quindi c'era un palazzetto dello sport murato di donne urlanti, mentre questi vestiti da marinai entravano, facevano. Non so chi abbia avuto l'idea, dice, ma pensa che bello se arriva Fabius, no? E io il coglione dico, cazzo, bellissimo, è un'idea meravigliosa. Ok, sono qua a Brescia, fa conto, vicino a Milano, guarda caso, e quindi ci mettiamo d'accordo col manager, insomma, mi presento lì in quanto me stesso, peraltro indossando, io spero che non esistano più prove filmate di questa cosa, ma indossavo un boxer altamente improbabile, perché non avevo neanche realizzato cosa sarebbe successo, perché io ho detto vabbè vado, ma non è che faccio la camminata di Fabio e porto a casa il culo, no, questo era il piano. Poi arriva il loro coreografo e mi dice vuoi mettere come si chiama, il tanga, vuoi mettere anche tu il tanga come loro? Ho detto no, tanga no, però no, ho il mio boxer, dico che era una merda, tra l'altro non sapevo, vabbè, però insomma boxer veramente brutto. E dico, vabbè, però non mi spoglio. Ma no, ma è una cosa scherzosa, ma come no? Ti diamo la divisa anche a te come loro da marinaio, che con lo strap così rimani. E io dico, col cazzo che mi spoglio, di nuovo, perché poi ho anche una certa coerenza fra quello che dico e quello che poi faccio, che è figlia di non so cosa, perché parto con un'idea e poi non la mantengo mai, perché dico, no, io non mi spoglio, mi vergogno. E partono questi a fare il loro show, ed era una specie di marcetta così con tutto. Immaginate un palazzetto dello sport pieno di donne urlanti, proprio i Beatles, ma una roba, me lo ricordo che era. Ad un certo punto dico adesso io esco a fare Fabius,
Cioè, io ero convinto mi fischiassero, che cazzo è? E quindi dico, vabbè, ormai sono qua, e quindi esco, tu vedi, c'è il filmato, almeno spero non ci sia più, ma se c'è, me lo ricordo, io esco dalla quinta, così perché camminava così Fabius, come entro, parte un boato, cioè, quindi mi conoscevano, io ho pensato, cazzo, mi conoscono, proprio un boato di gioia, Fabio, e io perdo la testa. Cioè, butto via ogni pudore e dico, il mio pubblico. E tiro via tutto, resto con sto boxer veramente imbarazzante, tutto col campanello, cioè con tutto con delle calze fino qua orrende, nere, tiro via le scarpe mie, che non so neanche se ho mai più... Impazzito di gioia, perché ho detto mi amano, cioè sanno che esisto, capi? Pensala, perché era da zero a sta roba qua, quindi cazzo è... E quindi impazzisco e scendo e mi butto in mezzo io, vado proprio addosso alle... Cioè Benigni quando ha preso l'Oscar, ma senza essere né Benigni e senza Oscar. Certo, che senza neanche vestiti. Senza neanche vestiti, quindi... Certo. Che forse è una mossa un po' poco professionale se sei uno spogliarellista di professione. Sì, diciamo, tu ti sei fatto un po'. sorvolerei anche sul, diciamo, il gap estetico, perché eravamo una canocchia con gente che aveva i muscoli anche qua, cazzo. Quindi, però mi sono buttato così in mezzo e sono tornato a casa dicendo, cioè, comunque ho tastato, nel senso tastato con mano, non, certo. Ho tastato, ho capito che quella cosa lì da qualche parte non è che finiva lì, che tu finisci in uno studio, vai a casa, non sei un cazzo. Quindi vabbè, questo è finito. Ma nel buttarti in mezzo alle donne urlanti ti hanno tocchicciato queste signore? Non mi ricordo, ero talmente esaltato che non lo so. Ok, con rispetto comunque. No. Mi è successo una cosa strana quando ho fatto con Olmo. Quando è uscito il disco di Olmo ebbe un grande successo e io a casa ho ancora il trafiletto con Pink Floyd 1 e secondo Olmo and Friends, cioè, c'era The Best of, roba bellissimo, sul Corriere della Sera, insomma, un trafiletto. Vai. Accompagnato con un gesto elegante è tollerabile. Tutta un'altra cosa. Se anche il mignolo, guarda. Così. No, ho capito che a un certo punto c'era stato un equivoco, perché io facevo una parodia di un cantante, però ad un certo punto io non ho mai fatto serate con i personaggi, non chiedetemi perché, rinunciando anche insomma a gloria e perché così, non so perché, non ho mai fatto uno spettacolo con i personaggi di allora che erano molto fortunati. Sta mandando dei messaggini. No. Stai vedendo la scaletta. Guardo la scaletta. Oppure siamo finiti per i campi, comunque, lo dico già. Rispetto dove dovevamo, non so dove dovevamo andare, ma... No, io lo so, sto guardando proprio questo. Sì. Sto guardando dicendo siamo proprio dove speravamo che fossimo. Certo, proprio scritto. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Che non hai fatto mai spettacoli. No, e quindi l'unica cosa mi convinse il mio manager di allora, dice no, almeno dobbiamo fare qualche discoteca. E andava molto andare in discoteca, sedersi e firmare gli autografi e ti pagavano tantissimo. Io ho detto no, l'idealista, no, non posso andare in una discoteca, qualcosa devo fare. Allora, perché devo andare vestito da Olmo e mettermi in un privé, ha capito, una roba, e vabbè, allora vado e quindi ho fatto non so quante, poche serate, una decina. Fra queste ricordo nitidamente, era per rispondere alla tua domanda, certo, una serata in un posto, fa conto, tipo questo. No. È bello, un passato, ritrovo tutto il mio passato. C'era anche Santa, era ancora con i suoi capelli a coprire le pudenda. Adesso devi costretti a metterla la cera, perché c'era già, non è che era una cosa, avete detto c'è all'inizio della puntata la cosa della Santa, perché sennò stiamo ridendo di cose. No, l'hanno sentita. Uno in macchina che ascolta il podcast, ma che cazzo stanno dicendo? Sì. La Santa c'erano anche loro.
C'è senz'altro. No, discoteca Olmo, è successa una cosa. No, ecco, allora io a un certo punto entro nel personaggio, diciamo così, quindi con sta parrucca così, ma c'era un casino di gente, era un locale, ma pieno, proprio anche lì di ragazzine urlanti, no? E dicevo, adesso vado lì e si ride, faccio le canzoni. Invece sono uscito, sembrava fosse uscito, non so, Simon Le Bon, cioè una roba con le ragazze, io mi ricordo che guardavo di qua e di là, con le ragazze che mi toccavano e piangevano alcune. E ho detto, no, ma non ci siamo capiti però. Non era quello Non il avete senso. intercettato lo spirito. No, il senso era proprio il contrario. Quindi vabbè, fine dell'aneddoto, però in quel caso lì sì, cioè, non è che toccassero, però insomma Sì. c'era sta cosa un po' di veramente come se fosse un cantante. Bello. E sempre sulla Jalapas, Stefano, Sì. se vuoi andare sulle esterne, per esempio, che tu mi insegni. No, volevo sapere invece no, in realtà sugli altri personaggi, cioè questi ce l'avevi già tu in canna e poi li hai proposti, ma invece quelli successivi come sono nati? Cioè anche quelli li hai pensati tu oppure... Ma no, guarda, a volte erano figli di suggestioni che poi diventavano qualcos'altro. Lucarelli, per dire, era una cosa proprio che io volevo fare e che scrivevo con Paolo Cananzi e che loro non volevano fare. Non so se avete avuto insomma, la stessa esperienza. Ci ho messo tipo una stagione a convincerli perché dicevano non lo conosce nessuno. Ho detto ma chi se ne frega? Fa ridere, loro negheranno questa cosa che io sto dicendo, ma vi garantisco che è così. Alla fine l'abbiamo fatta, ovviamente loro hanno detto infatti ci abbiamo sempre creduto, ma no. E Lucarelli come l'ha presa la parodia? No, bene, è venuto anche, anzi mi continua, l'ho visto, è venuto una volta in puntata come succedeva spesso, Sì. E poi veniva l'originale, si faceva una cosa insieme e mi diceva che quando firmava era famoso non per la mia parodia, ovviamente era famoso lui perché faceva un programma bello appunto sul quale io facevo la parodia e mi diceva che firmava e tutti un secondo dopo gli dicevano puoi scrivermi paura sotto. E, scusa, lo sai perché l'abbiamo fatto poi quello lì? L'abbiamo fatto perché il giorno che io per la 15ª volta ho detto facciamo Lucarelli, perché ogni anno c'era cosa facciamo quest'anno? Dico facciamo Lucarelli, no fa cagare, non lo conosce nessuno. Era arrivato lì Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo, perché quell'anno lì loro avevano un film in uscita e facevano qualche puntata e quindi quando io ho detto Lucarelli, Giovanni ha detto cazzo bello, noi facciamo le sagome. Mi ha detto, vero, sì. L'ho fatto per quello perché Lucarelli Bellissimo. aveva dietro Aldo, Giovanni e Giacomo e facevano le sagome. Se no io ancora ero lì che dicevo facciamo Lucarelli. Bellissimo. Quindi ringrazio Giovanni e tutto. Ma invece avevo letto nel libro della Jalapas che tu non eri convinto di fare il pagliaccio Baraldi. Allora, il pagliaccio Baraldi per me è è come, non so, la trippa, cioè o piace o lo ami o ti fa cagare, o il baccalà anche fa quella cosa lì. Il pagliaccio Baraldi a me piace tantissimo. Ok. Perché lo trovo la metafora perfetta del comico, cioè un comico cardiopatico al quale il medico dice non dire mai ciao bambini se no muori e lui un po' come quando è successo quella roba a me del palazzetto, cioè quando poi arrivi è talmente quella Sì, cosa sì. lì, cioè non resiste e a un certo punto nell'euforia dice ciao bambini e muore. E per me, l'unica roba che loro, la cosa che ricordano bene è che io, ma questo è comune a tutto quello che faccio, quasi tutto quello che facevo con loro, era che io finivo e mi faceva pena quello che avevo fatto. E su Pagliaccio Baraldi voi dovete immaginare che uno non esiste quella cosa lì, tu arrivi vestito da pagliaccio, con un costume senza esilarante dopo, ma lì per lì dici, ma che cazzo sto facendo? Con sta maschera, con Bruno Nobru, che salutiamo anche lui, il truccatore che mi ha fatto tutta sta cosa bellissima, esco e faccio tutto così e non senti un cazzo perché loro intanto parlano ciao bambini e muoio.
Cioè, quando finisce una cosa così in uno studio silenzioso di gente che fa vabbè, facciamo la cosa dopo, no? E tu dici, non posso fare una roba così, non farà pena. E quindi sono arrivato sempre con quella cosa lì così, no, ma ragazzi, fa cagare. No, invece, perché poi non è mai, no, è una figata, vedrai che se dico, no, invece, perché lo dicono, ma poi non è che dicono, Sì. ah no, è una figata, fa molto ridere, dicono, no, invece dai, ma si può fare. E quindi dice, vabbè, andrà in onda sta cosa, non la faremo. Invece poi funzionava, perché poi vista, dopo faceva ridere. Faceva molto ridere. Sì. Io impazzivo che quando è diventato un personaggio ricorrente, quindi alcune battute non serviva neanche che facevi le premesse, e quindi io proprio diventavo scemo quando facevi solo la scureggia e senza sì, ma anche le cose che, tipo con la trombetta che me la mettevo qui, faceva suonava cioè era una roba per me irresistibile. Giuro, io proprio sto male ancora. Irresistibile. Non dovrei dirlo, ma fa ridere. Bellissimo. È così. Io ancora parlo con gli amici. Anche che ne so, simpatia con pistola, per dire, che tiravo fuori la pistola e tu sapevi che era qualcosa che non doveva fare, sparava, ciao bambini, morì. Tutto, anche simpatia con psicofarmaci, facevo un mix di farmaci per avere le reazioni buffe, capito? Quindi era pianto, tutto così, e poi morivo. Bellissimo. Infatti anche io non dovrei dirlo, però mi faceva molto ridere. Mentre invece gli altri personaggi, tipo l'ingegner cane. No, l'ingegner cane, vedi. Perché è tornato di attualità, proprio adesso. Come i jeans, l'ingegner cane sta su tutto come i jeans, ma se non passa mai di moda perché è sventolato da tutti il ponte sullo stretto come proiezione di qualcosa che si farà, quindi insomma lui ai tempi, io dicevo insomma, che era pronto a partire, lo stanno dicendo, sono passati 20 anni, pronto, è fatto, il progetto è lì, pronto, certo. È stato il primo mattone. Vedi poi come faccio io? Ho detto, non voglio fare i personaggi. Vedi? Basta poco. Però l'applauso su un ingegner cane mi commuove, quindi adesso ho un'ora di 1000 piloni, applausi, risate, tutti insieme. Che bello! Che bello. E io mi divertivo veramente tanto a fare l'ingegner cane. Infatti è uno dei pochi che ho tenuto per molti anni, che di solito quelli che andavano bene non li volevo far più. Anche medium e così, però l'ingegner cane era nato perché appunto in quel momento lì si parlava del ponte sullo stretto e eravamo lì a dire cosa potremmo fare, ci è venuto in mente, è stata una cosa proprio di gruppo, se non ricordo, non vorrei, magari qualcuno si sente la paternità, non credo. No, nel senso che non mi sembra ci sia stato uno che ha detto, però insomma è venuta fuori sta cosa e si leggeva sui giornali, no, la portata, tutti i materiali, mettevano giù proprio i numeri. Pensa se questa cosa fosse gestita da un totale deficiente che non ha idea, perché per lui 1000 è molto. 1000? Ho detto, ma 1000 chili, è tarato per 1000 chili, ma è pochissimo. 1000 è tanto, 1 è poco, cioè per lui 1000 è molto, sei un bambino scemo, cazzo. Beh, c'era Walter Fontana, cazzo, un gigante che salutiamo. Lui tra noi. Lui, credo il nome ingegner cane sia il suo e non solo, lo scrivevamo insieme a lui sicuro, a Paolo, insomma ci divertiamo come i matti. Poi le primissime puntate era proprio una gioia perché ogni volta era lui che pesava le cravatte perché doveva fare l'inaugurazione, voleva capire se reggeva il peso delle cravatte, perché contando tanta gente non è detto che regga. Poi per lui era tutto un mondo fatto di piloni, tutto non poteva prescindere dal pilone, qualunque cosa si reggeva sul pilone, l'astratto non esisteva. No, sì, bellissimo. Sì. Vai Stefano, vai. Te ne chiedo un altro, e invece Guastardo. Quello è un altro che a me piaceva. Qui siamo i due malati di mente, siamo io e Walter Fontana, perché anche quello all'inizio non era stato molto ben voluto,
perché era un po' una cosa che non esisteva, era un po' come l'ingegner cane, però quello era proprio uno che era il momento di men's health, che c'è anche adesso, però allora era proprio, erano le riviste maschili con l'uomo, e quindi c'era sto signore che appunto parlava di eleganza, doveva essere inizialmente, io volevo fare una roba più sul bon ton, poi Walter ha detto no, facciamo una cosa sul maschile, il maschio, la riscoperta del maschio, e quindi c'era tutta sta cosa con le copertine in barba fatte con dei materiali senza senso, acciaio, 1000 pagine, no, 1000 ingegner cane, adesso cerco la voce di quell'altro che non la troverò. E quindi c'era tutto roba di barba, molta barba, cose, cane, molto cane sopra, era tutto un mondo meraviglioso, lui che affilava dei coltelli, le alabarde, ammazzava, aveva l'umile Beppini, il suo... Sì, sì. E poi un altro abbiamo fatto il colonnello P, quello proprio, ce l'hanno proprio, a un certo punto ce l'hanno fatto fare più. Infatti no, mi sa forse l'avevo letto sul libro. Infatti detto... non se lo ricorda nessuno. Sì, che però faceva tipo i racconti erotici. Era uno scrittore erotico di 95 anni che faceva un po' la risposta a Melissa P, che era una ragazza che aveva fatto un grande successo con questi libri un po'... E quindi lui pretendeva di parlare della sessualità dei giovani, ma aveva 95 anni, mangiava la minestrina, aveva sta serva, chiamava serva, vieni che ti copro. Parlava dei francesi, le trincee. Era un mondo un po' così, completamente dimenticato. E io e Walter ridevamo come due deficienti, ma io e Walter ancora adesso ci scriviamo solo ed esclusivamente messaggi in cui lui mi chiama Sire e io lo chiamo, questo per tornare a Guastardo. Sì, sì. Maresciallo, grandissimo, tutto a noi, tutto un po' con questo saporino che fra l'altro sta tornando, non so sì, se... sì, alla fine è tutto molto attuale. Vive il re, cose così, ad Maiora, caro Duca, come va? Tutto così, ho pagine e pagine di scambi epistolari con... E quello però, cioè, anche quello convinceva già la pasta all'inizio, però poi invece l'hanno visto questo non li aveva convinti. Poi un giorno mi ricordo Carlo Taranto tornò dicendo ma sai che ho accompagnato mio figlio a scuola e c'era un gruppo di ragazzini che prima di entrare dicevano la tauromachia, entravano. E quindi ho detto allora, e quindi dopo lì è diventato che si poteva fare. Invece il colonnello P non è sopravvissuto a questa tagliola. Alla terza puntata mi ha detto no, ma poi non va bene gli anziani, quindi abbiamo tolto. Ma invece mi ricordo ci sono stati anche, forse anche questo l'ho letto nel libro, dei pezzi che ti hanno censurato. Sì, non in realtà Jalapas. sì, sì, si sono spaventati perché io facevo una parodia No, non ti preoccupare, intanto ne approfitto per chiedere 3 birre, per favore. come se non bastasse. No, dici, sì, perché così ne arriva una che ha ancora più bolle. c'ho la posa del pensatore così. Facevo una parodia di un inviato delle Iene. E la chiave comica era che questo faceva tutto il gradasso prima nella presentazione del pezzo, diciamo, dello scandalo che stava per presentare, poi arrivava al cospetto, ma mai della persona, una volta anche bastava pochissimo, si spaventava e correva via. Questo era... Fra queste, ad un certo punto parlammo di Previti, quella volta lì, non mi ricordo bene cosa aveva fatto, insomma c'era stata una cosa abbastanza, una grossa polemica, era uscita su tutti i quotidiani, sulle prime pagine, quindi noi nel costruire la gag dicevamo, perché credo Previti, adesso perché Previti, e ripetevamo delle cose che erano state dette. Sai come fanno poi col linguaggio delle Iene, con tutto sottolineato, eccetera. Quindi arrivavo sotto casa di quella che doveva essere casa di Previti, suonavo, al chi è scappavo. Sì. Solo che evidentemente sta roba è arrivata in lettura da qualche parte, hanno detto questi vanno a casa di Previti, e quindi hanno temuto e sono venuti E un'altra volta quando facevo Mario Giordano, perché a un certo punto ho fatto anche Mario Giordano che parlava con l'alieno che era peraltro nelle sue mutande. Sì, sì. Perché lui faceva un programma che si chiamava L'Alieno e diceva ma chiediamo l'alieno? E si muoveva un po' così. Sì, sì. E c'era Neri Marco Re che faceva Gasparri.
Quindi dovevamo parlare della legge che poi fu votata e lì era una gag, però l'argomento sarebbe stato quello e lì dove vai? E lì pure via, Birre. prendere birra. E quindi lì vennero proprio giù a dire, mi ricordo che litigarono in maniera abbastanza accesa i Gialappi con questi tre che venivano poi per dire guardate non è colpa nostra, e noi a spiegargli ma no, ma è una gag eccetera, no ma devono votare sta cosa, poi magari ho detto, ma se cosa andiamo, non è che influenziamo il voto alla Camera perché Sì. abbiamo fatto la gag io vestito da Giordano e lui, però non ce lo credo, non mi ricordo, poi l'abbiamo fatto lo stesso credo, però ci fu questo, forse no. No, quella mi sa non è andata in onda. Mi sa che questa è andata qui. in onda. L'altra sì, invece, quella di Previti. L'altra sì. Che poi l'ha pure denunciati alla fine, mi sa l'ha querelati, non a te, ma alla Gialappas, hanno vinto fortunatamente. Ecco, questo neanche sapevo. Ah, ok. Vabbè, E non te meglio l'hanno tardi che mai. No. Non te l'hanno detto, quindi. Ti hanno protetto. Mi hanno protetto. No, quello devo dire che erano molto, sono ancora molto, cioè facevano proprio muro loro sulle loro cose, insomma, quando c'era qualcosa qualche problema erano, se lo prendevano, se lo smazzavano loro, insomma, non hanno mai detto, mai scaricato verso nessuno, insomma. E quindi non hai pensato adesso a rifare dei tuoi personaggi al Jalappa Show come ritorno? No, adesso, con loro, a parte che intanto ci sentiamo e sì, ce lo siamo detti, a parte che non, cioè, secondo me confrontarsi con se stessi di 20 anni prima, non lo so. Tu lo potresti fare, penso anche Marcello Cesena, comunque faceva Jean-Claude negli anni 2000, lo fa oggi e comunque ancora mantiene Sì, la stessa è vero, forza, è quindi vero. secondo me Marcello anche Cesena è ancora vivo, lo salutiamo. Sì, Salutiamo. lo salutiamo. Fra l'altro, Sì, È nel film. fra l'altro è visto nel che film. siamo qui anche per quello, Sì, è sì, nel giusto. film che uscirà sì. oggi è il 21, Santa è, 23, 23 Buccio di culo, esce il film. Santo, È vero, il 23 San Bucio, Santo certo. Buccio. Certo. Quindi fra 2 giorni Sì. esce i 10 giorni il terzo capitolo di questa mini Guarda, è una saga. trilogia, è diventata Sì, una sono trilogia. come Kieslowski. Sì. Questo è il film marrone, questo, perché sai colori, azzurro. Sì. Cos'è? Il ritorno del re. Sì, è il ritorno del re. E no, c'è anche Marcello Cesena che fa una cosa molto divertente, fa un prete che insomma, adesso non vi voglio, però insomma, fra l'altro quando l'ho visto, io avevo visto la puntata in cui lui aveva detto quella cosa in cui gli avevano chiesto, qui l'ha detto, che l'avevano scambiato per me. Ah sì, E quindi quando l'ho visto gli ho detto cazzo che ridere quella roba che ti hanno chiesto. Lui fa, sì, è una cosa incredibile così. E mi sono dimenticato di dirgli che a me una volta mi hanno scambiato per lui. Mi hanno fatto i complimenti per il Gurzo, che è un personaggio sì, lui sì. faceva agli inizi, prima Certo. di Jean-Claude. Bellissimo, peraltro. Sì, che era uno di questi vestito da caccia grossa, Sì. una specie di pseudo inglese che parlava un inglese maccheronico tradotto sotto, vabbè, ma un Cesena in purezza, lo definirei, e Esilarante. parlava di questo Gurzo che è un animale che sta in un buco, che era chiaramente un pupazzo di merda con il... E lui continuava a parlare di questo Gurzo e un giorno uno mi ha detto bella la cosa del Gurzo, ma non sono io, gli ho detto, quindi abbiamo insomma, Però è vero che era una maschera quella del personaggio del Gurzo che poteva essere una... Cioè, mascherato anche tu potevi diventare, secondo me. sì, ma lui combinato così, Sì. magari da lontano, perché c'è stato un momento in cui facevo 40 personaggi, quindi magari poteva essere che facevo anche il Gurzo, Sì, però no, non ero... Riesco a vedere questo Sì, no. errore. Sì, da ci lontano. può stare, ci può stare. Comunque un complimento perché appunto Sì, il infatti. Gurzo del Borneo meridionale era un bel... Grazie. Era una bella Grazie, roba. è un'idea così che sembra... sono già appropriato. Basta che mi facciano un complimento e io capisco più niente. Stefano, vuoi No, rimanere? vai. Perché sennò sto Vai. per cambiare programma. Love Bugs. Ah, vedi? Sono molto curioso sulla realizzazione, cioè tante pillole, quelle erano vere e proprie pillole. Quante ne giravate insieme e quanto era improvvisato e quanto invece è scritto? Allora, innanzitutto c'era dietro un bel po' di gente che scriveva Mattia Torre,
c'era una pletora, c'era fra gli altri, adesso ne dimentico qualcuno, lo stesso Paolo, c'era Gennaro Nunziante che adesso insomma, conoscete, un regista affermatissimo che lavora spesso adesso con Checco e non solo, con Checco Zalone e con tanti altri. Insomma, c'era una bella squadra di autori, lo stesso Marco Limberti che era il regista, insomma, poi quello nasceva da un format francese che in realtà era un format canadese, in realtà canadese, poi rifatto in Francia lo facevano due sconosciuti e facevano una striscia di 5 minuti prima del TG1, fa conto, perché là sono così, cioè, questi due mai visti, e quindi erano diventati due famosissimi. Adesso non mi viene il nome, ma se vi dico lui chi è, adesso non vi ricordo, ha vinto l'Oscar, poi aspetta, aiutatemi, io con i nomi ogni tanto ho un nomino che mi cancella i nomi nel cervello. Un francese. Francese che ha vinto, certo, un francese che ha vinto l'Oscar. Sì, dai ragazzi. Dujardin. Non sai Dujardin che ha vinto l'Oscar? Dujardin, sì. Salutiamo tra l'altro Dujardin un amico che ci guarda podcast. sempre lui, e sì. Ancora vivo anche lui. Non era famoso allora. Mi ricordo che arrivò allora a casa mia il mio allora agente, mi disse: guarda, ci sarebbe da fare questa cosa qua. Io ho visto 3 minuti, ho detto sì. Ed era appunto la vita di coppia di due, quello che poi è diventato Love Bugs, si chiamava Love Bugs anche nella versione francese, là era un grande successo e noi lo facemmo su Italia 1, e anche lì non subito capisci. Adesso sta cosa qui dell'applauso per esempio mi fa piacere, perché poi si è sedimentato nel tempo, però lì per lì sembrava una cosa che sì, andava bene però. E invece la domanda che mi hai fatto, la risposta è: arrivavano i copioni, ma molto spesso erano vari, mentre invece noi dovevamo lavorare per settori, cioè se si faceva il settaggio sul bagno, per dire, e c'erano 2 scene in bagno, noi diventavano di più le scene, perché quel giorno lì si stava in bagno, perché si produceva a nastro roba proprio, ma non so quanti minuti facessimo al giorno, ma ci avevano lasciato una libertà che adesso non so, se spero che qualcuno ancora posso usufruire di quella libertà che abbiamo avuto noi, perché c'era la produzione, il regista, aiuto regista, noi, ogni tanto qualcuno che entrava usciva a fare qualche spalla, insomma, amici eccetera, e chiusi dentro una villa, una casa a Brugherio, che adesso non c'è più, fra l'altro, una casa è stata, credo, abbattuta. Pensavo Brugherio non c'è più. No, Brugherio neanche prima, nel senso no. Ecco fatto. Non va bene, non posso più neanche andare a Brugherio. No, però insomma eravamo lì, e quindi entravamo la mattina, uscivamo alle 5 quando finiva, cioè l'orario di lavoro, e si faceva roba a nastro, ma con una gioia di essere lì tutti, che poi che si è ripetuta poi per 2 anni, perché poi Michel non fece l'edizione l'anno dopo e arrivò Elisabetta, ed eravamo abbastanza a ruota libera, dico la verità, nel senso che poi tutto quello che arrivava ovviamente lo usavamo, però si andava come si evince, anche perché non potendo montare, cioè in un film, per dire, prendi quella cosa lì di una scena di 3 minuti, prendi quei 30 secondi, poi fai uno stacco, vai sul primo piano di qualcuno, e poi torni e ti sei tenuto la parte buona di quel Chuck. Invece il Chuck doveva stare in piedi dall'inizio alla fine, quindi una volta che dentro magari ti uscivano delle cose e funzionavano, andavi a chiudere e ti tenevi tutto, non potevi pulirlo dentro. E quindi era tutto un lavoro a stare anche dentro un certo tipo non poteva durare troppo, ecco. Però quello arrivavo dalla palestra Mai Dire, dove c'era poi il signor Carlo, che era rigorosissimo, per cui lì non si potevano fare mai cose, sketch più lunghi di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Ma nella storia di Love Bugs, se mai hai capito perché ti sei lasciato con Michelle Hunziker e poi ti sei messo con Elisabetta Canalis? No, che fra l'altro sì, è già un mistero che tutte e due stessero con me. Anche quello, comunque c'ha delle skill. Se uno va proprio, se vogliamo proprio indagare, dico. Però sai, il cinema è finzione, c'è questo patto, questa sospensione.
No, lo sai che c'era un motivo, ma non mi ricordo. Comunque ci eravamo lasciati, mi sa, ci eravamo lasciati. Ma era stato girato oppure era stato... No, è stato perché non era previsto ok, che lei non ci fosse. Non era neanche previsto una seconda edizione, abbiamo fatto la prima e poi abbiamo detto, bah, vediamo, anche perché l'hanno tenuta un po' lì, non è andata subito. Mm. Quindi non sì. ti ricordi? No, mi ricordo che il secondo anno non c'era più Michelle, quindi c'era Elisabetta, quindi abbiamo in qualche modo qualche riferimento c'era poi all'interno, tipo, ma lei era gelosa, ogni mi tanto ricordo. Trovavi delle mutande con la bandiera della Svizzera che ti aveva regalato piccoli segnali, segnali, sì. E... Si sa, una gelosia quasi ingiustificata. E invece l'hai vista la serie che hanno fatto poi successiva, che c'era Emilio Solfrizzi? C'era Emilio Solfrizzi e la Surina. Sì, Giorgia Surina. Io comunque posso dire che non ho mai avuto una lucidità così con i nomi. Cioè io veramente di solito non mi ricordo i nomi, mi spariscono, quindi sono felice di me stesso, volevo solo darvi questa... Sarà l'alcol, sarà l'alcol. Mangiare prima e ruttare. Ma sicuramente è l'alcol e i rutti, queste sono questa abbinata. Diamo questo messaggio comunque sia. Se volete ricordare di più, dovete bere. Sì, bere, mangiare cose e poi prima. parlare e ruttare e vengono tutti i nomi del mondo. Stefano, perché quindi l'hai vista e come ti sei sentito nel vedere altri che facevano la tua cosa? Non mi ricordo, ma non mi faceva, cioè nel senso che un po' mi dispiaceva, però era una scelta che avevo fatto io di non farlo, quindi mi era un po' dispiaciuto. Però ribadisco, non è che loro avevano chiesto in tutte le lingue di farlo, non lo volevo più fare per una serie di motivi e quindi l'ha fatto qualcun altro. Poi con Emilio, anche lui uno di quelli, fra l'altro, che rappresenta la Zanzara d'Oro di qui sopra. Vedi? Incredibile. Erano un duo, lui, Toti e Tata, erano un duo, non so se vi ricordate. E lui come si era classificato? Andiamo anche a... non mi ricordo. Quindi basso. Però c'erano anche loro. Vabbè, basti dire, ero quarto per dire che era proprio tutto... Ma ho un'altra domanda. Tu sei stato quindi tanti anni a Mediaset. Ti è mai capitato di incontrare Berlusconi? No. Mai, neanche da lontano? No, l'ho intravisto una volta allo stadio. Ero andato a vedere l'Inter, perché io sono interista, c'era Inter Milan, c'era il derby. Ovviamente abbiamo perso, ovviamente perché in quel periodo non succedeva. E lui arrivò a un certo punto là in mezzo a 1000 persone con tutti mi ricordo sto color biscotto. Solo questo, ma lo dico perché veramente no, adesso è che brutto, però non è una roba, però mi ricordo che era una cosa che ovviamente si era ironizzato sul fatto che lui, ma lo ha sempre detto, no? Che si faceva un trucco le cose, però non l'avendolo mai visto dal vivo, cioè capivi che era proprio una cosa pensata per essere vista. Cioè nella realtà era incredibilmente, dava proprio nell'occhio perché era una colorazione unica, sì, quasi sembrava veramente, però dici poi in video funziona, sembra lo sai che uno però era giusto quindi era uno che evidentemente viveva per essere visto, era Berlusconi, non è che, però no, non l'ho mai conosciuto. Salutiamo gli eredi. Salutiamo gli eredi. Che hanno tanto bisogno. Hanno bisogno. Certo. Questo saluto li tirerà un po' su. Sì. Tu quindi hai fatto il palco e poi insomma sei passato alla televisione e la televisione ti ha preso un sacco, però tu adesso sei uomo di cinema. E come ti sei? Cioè, perché alla fine a tutti gli effetti tu adesso lavori nel cinema, adesso esce anzi sarà uscito fra 2 giorni, tra due giorni uscirà il terzo film, tempo di festeggiare Santissima Agnese e poi via 23... tutti al cinema. Esatto. Fra 2 giorni sì. No, però com'è adesso, com'è stato il passaggio per diventare attore, poi anche solo attore, però adesso sei uomo di cinema? Guarda, è stato per me non so come definirlo, era una cosa che volevo fare,
innanzitutto. Io ho sempre un po' seguito, mi sono fatto tirare sempre un po' da quello che mi andava di fare perché mi accendeva a pensare di poterlo fare, dopodiché non era detto che riuscissi a farlo, anzi. Per cui anche lì, ti dico, già nel primo anno di Jalapas, i Jalappis fecero il loro primo e unico film intitolato Tutti gli uomini del deficiente, dove eravamo, vedi, parte perché con un Qui cast l'applauso. che adesso sarebbe improponibile, È vero. perché c'era Crozza, tutto il cast nuovo, più tutti c'erano, Bisio, tutti c'eravamo, e sempre quell'anno lì feci anche feci 2 film, quello e anche Asini, per la regia di Antonello Grimaldi, un film con Claudio Bisio protagonista, scritto anche da lui, da Rocco Tanica, che salutiamo, anche Rocco Tanica, anche lui. il grandissimo Rocco Tanica, e quindi mi trovai a fare queste 2 cose. A me mi piaceva, per cui tutto quello che poi è arrivato dopo, dai piccoli ruoli anche alle cose più grosse che mi sono successe, era perché se mi arrivava una proposta mi veniva da dire sì, perché volevo proprio farlo. Cioè, mi piace anche adesso fare i film, insomma, mi piace. E ce n'è qualcuno di cui ti sei pentito in tutti questi sì? Allora, a parte che ci ho pensato che tu potevi farmi questa domanda e vorrei risponderti. Allora, ti dico il contrario, cioè, che sembrerà assurdo. Io a un certo punto ho litigato quasi, ho discusso animatamente col mio agente di allora, perché lui voleva che io facessi i film di Natale, nell'anno in cui si separarono Boldi e De Sica. Certo. L'annus horribilis del Esatto. cinema In realtà italiano. credo che ancora Non ci siamo mai non ripresi. ci siamo mai più ripresi. Sì. E nell'anno in cui si è creato, perché è stata una cosa, è stata una cosa improvvisa questa, io da spettatore non avevo mai visto un film di Natale e li guardavo, lo dico, quindi sto ribaltando il concetto, cioè non avrei mai voluto farlo perché secondo me quello non era una roba nella quale io c'entrassi assolutamente niente. Poi dopo possiamo tutto, però era proprio una cosa lontanissima da me, da quello che volevo fare. E quell'anno lì c'era Claudio Bisio e c'ero io. Io credo, fra l'altro, che De Laurentiis nemmeno sapessi che io esistevo, cioè lui non sapeva chi fossi. Lui pensava fossimo un duo, Fabio e Luigi. E non è una battuta. Però qualcuno gli deve aver detto, guarda che c'è, quindi insomma finiamo a fare questo. Era quello a New York? Sì. Dopodiché l'anno dopo Claudio non lo fece più, io invece arrivò Michelle, eravamo reduci da Love Bugs, quindi noi poi lavoravamo sul nostro episodio e quindi ti devo dire, dopo invece non riesco a rinnegarla quella cosa lì, nel senso che poi alla fine, a parte che ho lavorato con Neri Parenti, che è un signore, è un grande uomo che mi ha accolto, mi ha fatto fare le cose, cercava di venire sempre stando dentro una cosa abbastanza lontana anche da me, dalle mie corde, però mi ha molto accolto, mi ha fatto fare anche un po' quello che poteva essere roba che un pochino mi era più affine, e quelle cose, quei 3 film lì che io feci poi alla fine mi servirono perché io arrivavo da una serie di piccole cose che mi avevano. È facile poi in questo lavoro mettere anche subito delle etichette, per cui quello era un periodo che adesso per fortuna non è più così, per cui se tu facevi televisione non potevi minimamente pensare di fare cinema, e quindi eri un televisivo. Uno sta andando via, io soffro questa cosa qui, devi tornare subito, dimmi che vai a pisciare però. Sì. Giura? Ma Ecco, un altro. Che è Walter Fontana, fra l'altro, no? Sembra. No, se vi state annoiando andiamo a casa, però, perché No, anzi. Da quant'è che siamo qua? No, è mezz'ora. Pochissimo. E no, quindi cosa stavo dicendo? L'etichetta, un televisivo. No, e quindi era un po'.
anche un, diciamo, chiamiamolo in un brutto termine, un posizionamento che potevi ottenere cercando di poter fare poi altre cose. E quindi quei 3 film lì che andarono incredibilmente, andarono benissimo, addirittura molto bene, tutti e 3 poi fra l'altro in crescendo. Io sul terzo, che era andato meglio del secondo, che era andato meglio del primo, che a detta di tutti sarebbe stato quello che avrebbe sofferto di più, perché invece ho detto va bene, adesso è il momento di andarmene, e me ne andai. Però poi da lì ho fatto tante cose dopo, mi ha anche aiutato a poter fare altre commedie. Poi uno dice belle, brutte, ce ne sono state di belle, di brutte, di sbagliate. Ogni tanto ho rischiato, fra virgolette, perché non voglio proporre sempre la stessa cosa, però capisco che ho un mio specifico che è quello, quindi cerco di, insomma, di attingere ma non di consumarlo, e per cui ogni tanto provo anche a fare cose un po' diverse. Ho fatto anche un po' cose abbastanza diverse, lontane da me, per provare. Hai fatto anche poi il regista. Sì, quello è sì. E quello com'è stata come È bello, esperienza? a me piace molto, purtroppo per voi, nel senso che no, nel senso che è una cosa che mi piace fare, è molto complicato perché è particolarmente difficile fare i 2 ruoli, però a me il problema è che proprio mi piace stare sul set, mi piace costruire le cose, mi piace, quindi quando arrivo mi preparo molto prima, cerco di mettere in piedi tutto sapendo cosa succederà il giorno dopo, dove metterò la macchina da presa, cosa succederà, che scene faremo, più o meno quante inquadrature faremo, in modo tale che poi arrivo e posso anche lasciarmi un po' più andare a fare il mio lavoro. Poi è l'ultima cosa in ordine che penso, che prima penso alla messa in scena, penso a mettere gli attori, penso a curare gli altri attori, che è una cosa che mi viene naturale perché li sento molto affini. Quindi ecco, l'unico vantaggio, se vuoi, forse di chi viene diretto da uno che fa il tuo mestiere, che ti capisce e ti cerca di assecondare, di aiutare il più possibile nel limite delle sue capacità, ma quello. E poi alla fine vado a guardarmi la scena e piano piano mi correggo anche io. Ma tu per fare poi queste cose non hai studiato recitazione, cioè sono cose che hai imparato più o meno sul campo. Sì, totalmente, tutto, completamente autodidatta. Cioè, è tutto cominciato con questo concorso intitolato La Zanzara d'Oro, Vedi, quello vedi. della bicicletta con le foto. Ma la zanzara d'oro era una cosa con lo zecchino d'oro? O cioè c'entrava qualcosa o è un caso? Solo Perché d'oro. questa cosa d'oro è vista anche la regionalità. La regione, sì, che poi sarebbe la zanzara d'oro, detta proprio come la Eh. zanzara d'oro e lo zecchino d'oro. No, no, un Non caso. È c'entrava che niente. l'oro va molto in Emilia Romagna, forse, Eh. quello che dà quest'idea di. Però oro c'è un po' dappertutto, c'è No, sempre un loro sì, premio era d'oro. con questa Z, e quindi ho pensato magari hanno capito Sono la stessa anche produzione, stessi sponsor, che cavolo ne so. No, non credo. No, vabbè, non Anche credo. 2 insetti, dici. Quella in un certo volta lì senso. c'era Pistoia Scotti che organizzava quella cosa lì, e allora c'erano Vito, Tita Ruggeri, c'era tutto la Bologna, adesso qui sto dicendo cose, però tutta l'avanguardia bolognese che era figlia degli anni fine 70, primi anni 80, loro erano molto, molto famosi, facevano dei programmi anche abbastanza all'avanguardia su Italia 1, insomma, non so se ve li ricordate. No, vabbè. sono sincero. Stefano, sto per fare una domanda completamente diversa e poi, Vai. vado verso. E non possiamo parlare quasi di nessuno di questa cosa, ma tu in realtà vieni dal baseball. Come, cioè, tu hai giocato a baseball, c'è poco da fa, cioè c'hai proprio giocato, tu eri giocatore di baseball. Come è successo e come è stato? 2 domande facili. Brevi. Allora, brevi. Vai, Innanzitutto non è un vezzo, perché io sono cresciuto in una zona che è una specie di bolla. Se uno è andato in Olanda, non dico a Cuba, ma in Olanda è un po' la stessa cosa, in alcune zone dell'Olanda. Ci sono delle sacche di baseball in Italia, sappiatelo prima. Una di queste è la Romagna e l'Emilia Romagna, Bologna, Rimini. Io sono in quella zona lì, sono cresciuto lì. Cesena, è pieno di campi da baseball anche adesso,
Quindi noi negli anni, quando ero ragazzino io, diciamo anni 80, così si giocava proprio fra di noi a baseball, neanche a calcio. Quindi a me sembrava normale. Poi ho capito dopo che era una cosa singolare, ma mi sembrava tutto legittimo, insomma. Ancora adesso mi guardano strano, che dici che cazzo, come dici tu, ma perché baseball? Perché mi piaceva, perché era complicato, non capivo le regole e quindi ho detto devo capire le regole, e poi ho capito le regole, ho cominciato a giocare, era una mezza pipa anche lì, però poi alla fine anche lì, cioè, come un po' dappertutto, e quindi ho cominciato a giocare e mi piaceva tanto, alla fine sono finito che giocavo in Serie A. Giocavo in Serie A in una squadra importante, perché poi mi ha acquistato il Rimini, che è come dire vai a giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve. C'è il Nettuno che è qua vicino, una squadra molto... Conti, sai, Conti, il calciatore, Sì. era un ex giocatore di baseball. E quindi ho giocato ad alti livelli per un paio d'anni, 2/3, ma le due cose andavano proprio insieme. Io stavo cominciando a fare questo mestiere, facevo le serate, quindi il primo anno andò anche bene. Il secondo anno ho fatto veramente cagare ed era tutto, arrivavo stanco, non avevo dormito, facevo tardi, viaggiavo di notte, poi giocavo e quindi ho dovuto, ahimè, abbandonare quello sport che però mi piace molto più giocarlo che vederlo, ammetto. E riesci a giocarlo? Cioè, su ogni tanto c'è qualche amico che vi lanciate? Sì, c'è qualcuno che ogni tanto mi dice andiamo a dare 2 battute così. Sì, però molto poco, e non è come il calcio che basta un pallone e ti metti lì a fare i palleggi, devi un pochino più organizzarla, quindi è difficile. Quando capita quelle rare volte è bellissimo. Si veniva pagati qualche sorta di cifra in Serie A italiana? Sì, quelli molto bravi. Fa conto che insomma c'era Totti e poi c'era, non so, adesso senza offendere, non so, qualcuno di non proprio Totti. Qualcuno, sì, Diciamo così. un nome senza offendere non so. nessuno. Aronica. Ecco, io ero Aronica. Ok. Cioè un giocatore Salutiamo onesto Aronica, che salutiamo. E di Salutiamo Cervera. tantissimo, e quindi quelli molto forti ai tempi in cui il baseball era molto, ripeto, in queste zone arrivavano, io ho giocato in stadi con 20.000 persone, non è che giocavi proprio con 4 stronzi, nel senso c'era proprio un pubblico anche di gente molto appassionata, e quindi no, venivano pagati abbastanza. Io venivo pagato una sciocchezza, quelli che oggi potrebbero essere un migliaio di euro al mese tipo. Però facevo le serate, mettevo tutto insieme, avevo poco più di 20 anni, comunque era bello andare. Ecco, poi... Hai mai segnato un home run? Allora, questa è una cosa tristissima che ti sto per dire. A parte che dovresti conoscere il baseball, perché questa cosa è brutta da chiedere. No, però la devo chiedere. In allenamento sì, in partita purtroppo no, va bene? Sei contento? È una delle mie più grandi frustrazioni. Quella è un errore bruttissimo che ho fatto a Nettuno, mi sono preso proprio gli insulti di tutta la squadra. Che errore. No, è un errore di merda. La palla facilissima, mi è cascata. Tipo Chicago proprio, che ti è passata in mezzo alle gambe. Brutto, perché il baseball ha questa cosa che è un gioco singolo ma dentro una squadra. È l'unico sport che ha proprio 2 fasi separate, l'attacco e la difesa sono proprio 2 momenti diversi, e quando tu vai in attacco sei da solo contro l'altra squadra. Però quello che fai vale per tutti, e poi è uno dei pochi sport che conta, è uno dei pochi sport che classifica gli errori, cioè tu hai anche tutti gli errori fanno parte del profilo di quello che arriva a fine anno, di quello che hai fatto. Loro, sai che essendo uno sport americano, loro fanno cose su tutto, certo, anche statistiche su qualsiasi cosa, su quante gomme ti sei mangiato, tutto, però gli errori lo trovo educativo, ecco, perché è una cosa proprio che viene proprio segnata. Hai mai giocato insieme a Elio e Faso? Allora, un anno mi sono tesserato con loro, non ho giocato una partita, sono andato a fare un allenamento però. Eravamo a Milano, io ero a Milano per la Jalapas, loro mi hanno detto ma dai, vieni a giocare tu Serie A qui là. Ho detto dai, vengo, sono andato a allenarmi forse anche più di una volta lì al campo, non so se stiano ancora lì, e poi ci sono state le partite e non sono mai andato. Triste anche questa cosa che ho detto, però è così. No. Però loro sono veramente, poi Faso è proprio innamoratissimo del baseball. E sono forti loro? Loro due?
Abbiamo un contributo del... Non lo so. No, Faso Mancino non male, un prima base mi sembra non male. Elio non lo metterei fra gli appassionati. Ecco. Veniamo. Salutiamo. Abbiamo salutato tutti, mi si è slogato il braccio. Sorseggia pure la Sì. tua birra. Intanto io faccio questo collegamento all'ora lungo. Faso che mi sei stato squalificato quando giocava a baseball perché per doping, ma il doping a cui facevano riferimento erano le canne. Quindi questo Ma sai quanti ne hanno squalificati? Ecco, quindi mi viene da chiederti che rapporto hai, se ce l'hai o hai avuto, se ce l'hai avuto, con la marijuana? Allora, io adesso saluto invece i miei figli, Li salutiamo. che salutiamo, però un po' credo abbiano intuito, no, poi non credo di averglielo mai nascosto, insomma, ho fumato. Cioè io ho smesso di fumare le sigarette nel 2009, Sì. ho smesso di fumare che mi ero rotto i coglioni semplicemente di fumare, cioè era un vizio molto che mi stava un po'... Insomma, e quindi fumavo tanto, ho detto smetto. C'è un'ultima rubrica all'interno di questo podcast che si chiama Cacare in discoteca, per cui chiediamo all'ospite se ha un aneddoto di una volta in cui è andato in bagno nel luogo peggiore nel momento peggiore. È un aneddoto di questo tipo, non deve essere per forza una discoteca. Allora, la discoteca non mi sembra aver cagato in discoteca. Devo un attimo riflettere perché... Non deve essere per Prendi il forza. tuo tempo, prendi il tuo tempo. A parte che io è curioso, vabbè, lo fate sempre, ma io me l'ero forse perso questo passaggio, perché io ho scritto un pezzo che si chiama La maledizione del cagone, che un giorno farò, che è una maledizione che credo di avere solo io, che è quella che ogni volta che io entro in un bagno di un autogrill in genere, c'è sempre uno che caga. Ma non che caga così male. E io dico, ma perché ci sarà una volta che entro ed c'è il profumo? No, perché tu sembra tutto bene e lui in genere, questo qui che credo mi segua, è in genere verso le ultime porte laggiù, ma come dargli torto? Di solito tra si va l'altro? verso le ultime porte, istintivamente. Tu lo dici perché sarai tu allora, perché ne sai troppo, sei sospetta sta cosa. Sarebbe un Potrebbe privilegio essere, se adesso potessi rivelare La tua quel vera... cagone sono io, ma non sono Quindi io. tu man mano che dici vabbè oggi è andata bene, perché poi le prime sono sempre chiuse, dici adesso appena punti quella aperta senti questo odore pungente, aggressivo, molto aggressivo, che comincia a dire, e tu dici cazzo, anche oggi, però ormai sei lì, quindi mentre sei lì arriva una cosa che... Però mi stupisce perché ho un'età e credo di non avere a memoria mai avuto un'esperienza in cui io sono entrato e non c'era qualcuno che stesse facendo quella cosa lì. Quindi sono convinto che ci sia qualcuno che mi ha scagliato per motivi anche imperturbabili, perché chi è che ti fa, no, chi ti maledice così? Perché poi? Tipo Però è una Che bellissima maledizione maledizione. è? Sì, ma perché? Però è perché è sottile, Tu capito? per tutta la vita Qua- entrerai in e ci sarà uno che caga. Ma perché? Ma cosa t'ho fatto? Fra l'altro. Comunque. No, io non mi ricordo, forse una volta a Parigi devo aver fatto una cosa grave. Sì. E forse è per quello allora. Forse A Parigi. Forse per quello. La punizione per il quella sindaco cosa. di Parigi ha chiamato Esatto. un santone, ha detto Esatto. da domani. Sì, perché sì, no, deve essere stato lì. Sì, era vicino al centro Pompidou. Ma certo. Anche per alzare un po' il livello, perché le Centre Pompidou, un gioiello dell'architettura. Alziamola perché. E no, e c'è stato quei problemi che puoi avere a quell'età lì, perché fai una vita un po' così, quella di prima. Avevamo io e mio amico di 19-20 anni, abbiamo fatto l'Interrail e ad un certo punto niente, è arrivato questa cosa qui e credo, non lo so perché sono scappato,
subito dopo. Credo di avere proprio intasato, cioè che poi, perché poi ho usato una quantità tale di carta carta igienica è giusto. che al momento della pigiata ho visto proprio il gorgo. E lì sono uscito dicendo andiamo così. Certo. Non ho più saputo niente, Certo. non sono mai più tornato A Parigi. No, non è vero, sono tornato perché è la mia città preferita. Sono stato 9 volte. Città straordinaria, Sì. nonostante tu abbia fatto esondare la seta. Esatto. Come dicono ancora le parisienne. Esatto, se ne parla ancora. ancora Quindi raccontano. no, quel momento lì che comunque, sai, la Francia alleggerisce sempre un po' tutto. Certo. Rende tutto un po' più elegante. Certo. Avessi fatto la stessa cosa a Grosseto. A Grosseto saresti sì. stato tu sindaco, te l'avrebbero fatto. Oh via. Sì, forse è quello. No, No, in realtà stavo chiudendo, però ho un'ultima domanda, sempre sulla censura. Allora, il film noi non l'abbiamo visto, a volte ce lo mandano, però non l'abbiamo visto. Però tu fai... neanche io, tra l'altro. no, abbiamo visto un trailer, tu fai un Cristo che porta la croce e viene frustato da Marcello Cesena, che fa il prete. Il prete. Questa cosa uno la fa, dice sì, io sono Cristo che porta la croce e viene frustato, e ti dicono sì, questa la facciamo, a posto. Allora, questo innanzitutto lo dovresti dire a chi ha scritto il film. Infatti io quando sono arrivato vestito da Gesù Cristo alla mia età, fra l'altro, ho detto ragazzi siamo sicuri? Ho detto ho fatto come te, con la croce, tu ormai era tutto lì con la gente. Però, croce gigante, cioè proprio è una croce. Sì, e questo lo scopriremo fra 2 giorni. Adesso esce e poi non apriamo credo, X. non è una cosa che definirei blasfema, però ci sono dei simboli che chi lo sa se questa cosa può... L'importante è che non interpreti mai Sant'Agnese. Esatto, perché sai come va a finire. Esatto. E quindi c'è questa cosa che in effetti, poi ripeto, esistono noi abbiamo un po' fatto quello che accade, poi esistono delle manifestazioni così in cui Certo. Ok, giusto, certo. si frusta, ci si viene frustati, lì diventa che c'è un prete un po' invasato che è Marcello Cesena, che certo. esce e dice Signora, con dei denti enormi e mi frusta, che fa abbastanza ridere, Sì, devo dire. fa ridere anche nel trailer, però non lo so. Va bene, allora lo vedremo. Scherza, come si dice, scherza Coi fanti ma lascia stare i santi. Lo scopriremo tra 2 giorni. vedremo. Allora vi chiedo un altro applauso a Fabio. Grazie mille. Se vi va fatene uno anche per Stefano Rapone, Daniele Tinti. Snodo The Comedy Club. Fatemi un applauso a voi che siete tantissimi e un altro applauso all'ospite di questa Grazie puntata. mille, grazie mille. Ciao. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.